Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa assemblea di CNA Emilia Romagna, un'assemblea che, come vedete, anche dietro le mie spalle ha un titolo davvero molto importante e quindi anche un momento di incontro per la Confederazione, il momento più importante direi dell'anno. Un'assemblea regionale come vero e proprio evento pubblico aperto a tutta la comunità di imprenditrici, imprenditori artigiani e di professionisti, oltre ai sempre numerosi imprenditori pensionati presenti anche questa sera insieme a noi, a cui va un mio grandissimo abbraccio. E allora saluto la Presidenza e gli ospiti e inizio ad invitarli a salire qui sul palco. Tutta la Presidenza regionale di CNA Emilia Romagna, Giovanni Rivaroli, Paolo Giuffredi, Giorgio Lugli, Claudio Medici, Tamara Gualandi, Ivan Olgiati, Benedetta Rasponi, Luca Palladino, Matteo Leoni, Davide Bellotti, Lorenzo Zanotti, Mirko Galeazzi, che intanto col vostro applauso si accomodano da questa parte. E poi saluto e invito sul palco il Presidente di CNA Emilia Romagna, Paolo Cavini, il segretario regionale di CNA Diego Benatti, e insieme al Presidente, al segretario e a tutta la Presidenza un ringraziamento speciale agli ospiti di questa assemblea che vedrete nel corso della serata, avvicendarsi sul palco, e invito il segretario generale di CNA Otello Gregorini. Buonasera. E poi ancora un ospite davvero speciale, la divulgatrice scientifica Licia Colò. Il professore ordinario all'Università Ca' Foscari Stefano Micelli. Avremo in collegamento il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, l'onorevole Galeazzo Bignami. E poi con noi la Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo. La direttrice del Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno EQN, Quotidiano Nazionale Network, Agnese Pini. E ancora un saluto e un ringraziamento speciale a Marco Guardabassi, direttore dell'Ufficio Pianificazione e Interventi Infrastrutturali d'Emergenza, questa sera in sala a rappresentare il capo dipartimento Fabrizio Curcio e tutta la Protezione Civile. Come avete capito, una serata ricchissima. Inoltre avrebbe dovuto essere con noi il commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a cui rivolgiamo un applauso. Ma come potete ben comprendere, i disordini geopolitici di questi giorni hanno richiesto il suo impegno per una missione all'estero, ma il generale ha comunque voluto portare il suo messaggio a voi tutti, un messaggio che ascolteremo tra poco. Un ultimo, ma non da ultimo, applauso a tutti voi che siete qui riuniti in sala, e questa sera, secondo i numeri che mi hanno riferito, siete più di 700 a vivere un momento davvero speciale per CNA. Quindi fatevi un applauso. Naturalmente con i nostri ospiti ci ritroveremo tra poco, perché sarà una serata ricca di contenuto assieme a tutta la CNA, ma cominciamo con gli interventi. Chiamo al podio il segretario Diego Benatti per il saluto di benvenuto. Grazie. Care imprenditrici e cari imprenditori, gentili colleghi e colleghe del sistema CNA, graditi ospiti, benvenuti all'Assemblea regionale di CNA Emilia Romagna. Un'assemblea che ha per titolo Un altro mondo, lo stesso della canzone che avete ascoltato in apertura, insieme al video che ben rappresenta i nostri mestieri e le nostre imprese, che vogliamo siano protagoniste del futuro del nostro pianeta. Spero che abbiate apprezzato e apprezzerete gli sforzi che tutto il nostro sistema ha fatto e deve fare per intercettare sempre di più le nuove generazioni,
a cui inoltre dedicheremo i premi al termine dell'Assemblea. Noi vogliamo costruire una CNA che dentro a un altro mondo sia sempre più giovane, sostenibile, attenta alle pari opportunità, vicina ai valori della libertà di impresa e del libero mercato, ma consapevole della sua funzione sociale. Sono queste alcune delle nostre parole chiave che saranno anche al centro del piano strategico che ci accompagnerà nei prossimi 2 anni. Non mi dilungo oltre, ma voglio davvero ringraziare il Presidente Paolo Cavini, la Presidenza regionale di CNA, i colleghi direttori e segretari delle CNA territoriali per l'impegno in queste mie prime settimane da segretario regionale. Ma soprattutto voglio ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che stanno lavorando dietro le quinte per questo evento e le centinaia di imprenditrici, imprenditori, colleghe e colleghi del sistema CNA che hanno reso possibile questa assemblea. Grazie davvero e buon lavoro. Al segretario per il suo intervento e naturalmente ora diamo la parola al presidente Paolo Cavini per il suo intervento. Lasciatemi salutare tutte voi imprenditrici, imprenditori, vi ringrazio per il tempo che dedicate alla nostra assemblea. Ringrazio il segretario nazionale Otello Gregorini che è qui con noi, il mio nuovo segretario Diego Benatti e tutta la mia presidenza che mi accompagna in questo percorso. Noi 1 anno fa eravamo in questo stesso teatro e discutavamo, riflettavamo su quello che l'economia dopo 2 anni di crisi stava dando dei segnali di ripresa. C'erano già dei segnali di inflazione, c'era la guerra russo-ucraina appena iniziata, quindi c'erano sicuramente delle tensioni. Ma avevamo tutti, io uso questo termine, le nostre aziende con il motore a tutto gas, andavamo e avevamo ordini e prospettive molto interessanti. Poi l'Emilia-Romagna, la nostra area, il nostro territorio, è stato colpito da una catastrofe naturale senza uguali, un'alluvione di dimensioni bibliche, che purtroppo ha mietuto vittime, ha danneggiato case, ha rovinato aziende e tutto questo, lasciatemi dire, voglio fare un complimento alla Protezione Civile che ha coordinato tutte le forze dell'ordine, tutti quelli che erano in campo, perché probabilmente se fosse stata una Protezione Civile meno organizzata avremmo forse pianto più persone e avuto più danni. Però questo ci ha fatto capire che la squadra, un'istituzione vicina al popolo, vicina alle persone, vicina alle imprese, è una cosa molto importante, è una cosa che fa andare orgogliosi il popolo di una nazione. Quindi penso che dobbiamo veramente ringraziare la Protezione Civile. Mi sposto dal podio perché sennò mi sembra di fare il TG e non sono capace. Noi abbiamo avuto questa alluvione, abbiamo avuto veramente tanti danni. Abbiamo in quei momenti, come posso dire, visto le nostre aziende ferme, le nostre case danneggiate, le immagini in TV erano molto crude, facevano angoscia, penso a tutti noi, ma abbiamo visto subito dopo, qualche giorno dopo, lasciatemelo dire, una saggezza, una tenacia, una voglia di ripartire dei nostri imprenditori che deve essere un esempio per tutto il nostro Paese. Io dico grazie ai nostri imprenditori, a tutti i ragazzi che hanno dato una mano agli imprenditori per fare ripartire e rimettere in moto subito le nostre aziende. Voglio ringraziare anche la struttura commissariale e la Regione, che da subito hanno avviato un confronto con tutti noi, quelli che fanno parte del patto per il lavoro e per il clima, che abbiamo cercato di capire le esigenze per mettere a terra un'ordinanza il più semplice possibile, con una modulistica più idonea possibile a questo tipo di calamità.
Abbiamo contribuito tutti portando proposte, idee, sicuramente la struttura commissariale assieme alla Regione hanno dovuto fare una sintesi basandosi sulle norme che esistono, quindi non si può andare contro la norma e quindi oggi, qualche giorno fa, è stata firmata l'ordinanza, è al vaglio della Corte dei Conti, spero che nell'arco di poche settimane sia di dominio pubblico, sia attiva, sia di utilizzo, ma noi, se anche siamo stati parte coinvolta su questa ordinanza, vigileremo perché se questa ordinanza avrà dei punti di criticità, noi saremo i primi a sollevare il problema, i primi a metterci assieme a chi lavora, quindi la struttura commissariale e la Regione, per eliminare i punti di criticità di questa nostra ordinanza. Perché noi non possiamo permetterci, in questo caso più che mai, ma sempre, di sottostare ai tempi della burocrazia, che sono incompatibili con i tempi delle imprese, perché le nostre imprese possono rimanere nei mercati di riferimento. Grazie. Ma qualche minuto fa abbiamo visto le immagini delle nostre attività, delle nostre imprese. Io la prima volta che l'ho vista mi ha emozionato. Mi ha emozionato perché ho visto imprenditori, il nostro mondo, un mondo che muove, lasciatemelo dire, io sono un po' di parte, ma muove veramente la nostra Italia. E un mondo fatto di persone che fanno lavori di tanti anni fa e lavori più recenti, gente che come avete visto ancora con uno scalpellino intagliava il legno o con le mani modellava la creta, oppure macchine operatrici che muovono chissà quante tonnellate di terra, macchine che trasportano i cibi, gli alimenti da una parte all'altra mantenendoli integri, macchinari che producono pezzi, prodotti perfetti, veloci, ragazzi davanti a chissà quanti monitor che stanno progettando in quante dimensioni più possibile. E tutto questo è il nostro mondo che noi dobbiamo accompagnare in un'altra dimensione, in un altro mondo che è quello che ci sta attendendo. Noi quando eravamo bambini, faccio un esempio, non sapevamo nuotare, ma a un certo punto ci hanno messo nell'acqua e abbiamo imparato a nuotare. Quindi un modo di muoversi diverso da quello che noi utilizziamo comunemente sulla terra. E qui la stessa cosa, le nostre imprese dobbiamo accompagnare. Noi, associazioni, dobbiamo fare uno sforzo maggiore, dobbiamo essere al fianco delle nostre imprese per dare coraggio a camminare in un altro modo, a muoversi in un altro modo, in un altro mondo. Ecco che noi dobbiamo aiutarli a intraprendere queste transizioni che sono due filoni fondamentali, sono la transizione verde e la transizione digitale, ma all'interno di queste transizioni ci sono delle opportunità, le vere opportunità per le nostre imprese, per il futuro delle nostre attività. Ecco che sulla transizione verde noi possiamo benissimo immaginare e capire che il nostro mondo, vedesi, questa alluvione, questa catastrofe naturale ci dice che noi dobbiamo cominciare a preservarlo di più, agire in fretta perché i cambiamenti climatici portano alla distruzione, se no, del nostro pianeta. Allora, in questa transizione ecologica verde, noi dobbiamo rispettare il suolo, proteggere l'acqua, che è un bene che sarà sempre più importante nel futuro, ma dobbiamo anche iniziare un percorso di produzione di energia pulita, quindi che sia eolica, che sia solare, che sia idrogeno, ma dobbiamo iniziare velocemente questo passaggio. Dobbiamo quindi iniziare un percorso di decarbonizzazione, chiamiamolo così, forte, deciso e importante. E noi con le nostre imprese dobbiamo essere attori principali, perché dentro questa transizione ci saranno anche le nuove tecnologie e le nuove tecnologie saranno qualcosa che ci apparterranno. Noi dovremo saperle utilizzare e saperle progettare. Questo sarà uno dei passaggi fondamentali. È chiaro che tutti voi sapete, e io qui ringrazio la CNA nazionale, il segretario e il presidente, che in questi mesi hanno bussato a tutte le porte dei ministeri per fare cosa? Per proporre e fare accettare la proposta che è da un po' che la CNA la portava avanti, ed era quella dell'autoproduzione sui tetti dei nostri capannoni. È un inizio, è un segnale, è un inizio di quello che le nostre attività potranno dare, e cioè produrre energia pulita che potranno utilizzare per abbassare la loro bolletta, ma anche perché quell'energia pulita contribuirà a consumare meno
meno carburanti per poter produrre l'energia classica. Ecco. Quindi questo è il quadro. Quindi bene, la CNA si sta già muovendo per andare in questa direzione, in questo mondo. E l'altra è la transizione digitale, una transizione che ci siamo già dentro, sono già anni che noi quasi anche non ce ne accorgiamo, ma stiamo investendo per fare questa transizione. Basti pensare, prima del Covid lo smart working si usava pochissimo. Qualche mese fa abbiamo cominciato a tutti intenderci di, come dico io, di intelligenza artificiale, probabilmente nei laboratori era anni che c'era, ma comincia a diventare un qualcosa che dobbiamo cominciare a prenderne coscienza, che servirà nelle nostre imprese. Ecco, questi saranno quei passaggi indispensabili. L'intelligenza artificiale probabilmente, oggi i ragazzini di 15 anni ce l'hanno su delle app nei loro smartphone, non possiamo pensare che le nostre imprese nei prossimi anni non utilizzino queste tecnologie. Tecnologie che devono aiutarci per fare quei lavori che oggi sono a bassa redditività e sono ripetitivi. Quelli sono i primi segnali e le nostre attività che avranno le risorse per fare, in questo momento che fanno quei mestieri, per fare altre attività più redditive e sviluppare le nostre aziende. Ma all'interno di queste due transizioni ci sono delle criticità molto importanti e sono tre fondamentali. Una è il calo demografico, l'altra è l'inflazione e i tassi di interesse e l'altro, che è meno percepito direttamente ma influisce drammaticamente su tutte le nostre scelte, sono i contesti geopolitici. Allora noi abbiamo sulla denatalità o sul calo demografico due scenari davanti. Uno è, vi do due numeri che forse li ho già ripetuti altre volte, noi nel 1960 sono nati poco meno di 1 milione di bambini, sono le persone che pressoché stanno andando in pensione. Nel 2000, quindi i ragazzi che stanno entrando nel mondo del lavoro, sono nati poco più che 500.000 bambini. Quindi capite, già qui c'è un delta molto difficile da colmare e al tempo stesso negli ultimi anni sono nati poco meno di 400.000 bambini. È chiaro che questo cosa implica? Implica un dato oggettivo, mancano delle persone. Benissimo mettere in campo delle politiche per la famiglia di welfare, benissimo fare delle norme sulla natalità. Se anche noi facessimo la legge migliore, i primi risultati noi li abbiamo fra 20 anni. Le nostre imprese hanno 20 anni di tempo per aspettare le maestranze di cui hanno bisogno oggi? Io non penso. Allora dobbiamo pensare a come fare una immigrazione, lasciatemi passare questo termine, intelligente. Intelligente vuol dire che dobbiamo prendere le persone e metterle in un percorso formativo tale per cui quelle persone entro breve diventino le risorse per le esigenze delle nostre imprese. Altrimenti noi non avremo prospettive per le nostre imprese. Quei lavori che abbiamo visto, quelle attività, quelle professioni, quelle persone non avranno la possibilità di fare il passaggio generazionale. L'altro tema è proprio questo, il passaggio generazionale o trasmissione di impresa. Noi possiamo permetterci di perdere quel patrimonio? Non penso. Noi non abbiamo la possibilità di perdere quel patrimonio. Noi dobbiamo creare, chiediamo alla politica, delle norme perché incentivino il passaggio generazionale, cioè vuol dire defiscalizzazione per chi vende e per chi compra e percorsi formativi agevolati per i giovani che vorranno intraprendere l'acquisto di imprese già esistenti. Qui non parlo delle start-up, ma parlo di quelle imprese che hanno 30-40 anni di storia, che hanno i loro capitani di impresa prossimi ad abbandonare il timone e se non hanno un passaggio in casa o già preventivamente creato, quelle sono imprese che rischiano di essere su un binario morto e noi non ci possiamo permettere in questo territorio soprattutto perdere quelle competenze, quelle maestranze che ci fanno stare nei piani alti dei mercati in giro per il mondo. Ecco che questa situazione noi dobbiamo attenzionare, dobbiamo chiedere alla politica in modo forte e vigoroso che abbiamo bisogno di queste risorse di persone, abbiamo bisogno di creare questi corridoi formativi urgenti e abbiamo bisogno di creare delle norme per agevolare e incentivare il passaggio generazionale delle imprese che sono attualmente esistenti. Il secondo aspetto che dicevo è l'inflazione. L'inflazione colpisce tutti, colpisce l'impresa, la famiglia e i pensionati. Lasciatemi dire una parola sui pensionati. I pensionati possiamo girarci intorno finché vogliamo, ma i pensionati sono, io penso, uno tra i welfare indiretti più importanti per le nostre imprese. Quanti nostri collaboratori o noi stessi ci siamo appoggiati in determinate situazioni sulle persone in pensione perché ci supportavano nella gestione dei figli. Ecco, quelli erano persone che continuavano a stare in azienda, i nostri collaboratori o noi,
perché avevamo questo supporto, e quindi è indispensabile ragionare che questa inflazione che sta colpendo sta mettendo a dura prova tutta una filiera di persone, dalle persone ai pensionati. È indubbio che l'inflazione colpisce anche l'impresa. L'impresa è colpita anche in questi momenti, in questi mesi, soprattutto dall'aumento dei tassi di interesse. Qui siamo quasi tutti imprenditori, ce lo possiamo dire. I tassi di interesse sono aumentati del 200-300% in poco più di un anno. Io penso che sia insostenibile per un'impresa cambiare completamente il paradigma di come fare investimenti, perché i tassi di interesse sono aumentati a questo livello, soprattutto nel nostro mondo, nella micro e piccola impresa, che molte volte hanno delle difficoltà di patrimonializzazione e quindi un accesso al credito diverso che rischia di essere ancora più oneroso. Ecco, il tasso di interesse e l'inflazione sono due temi che anche qui il governo, le istituzioni devono mettersi a sedere e ragionare anche con i nostri livelli, quindi con i corpi intermedi, per come avviare dei percorsi che creino le condizioni anche di supporto ai consumi, perché i consumi sono forse il 50%, 60%, 40% del prodotto interno lordo, non importa quale sia la percentuale esatta, ma sono una parte molto importante e quella parte lì noi dobbiamo andarla a supportare, quindi ci servono per forza di cose delle norme a supporto del consumo. Questo è un passaggio importantissimo. La terza è il contesto geopolitico. Se noi continuiamo a dipendere in tutto e per tutto dall'estero per quanto riguarda il costo dell'energia, noi avremo che ogni volta che in giro per il mondo c'è una tensione politica o una tensione militare, noi avremo una ricaduta sui costi nostri di produzione perché aumenterà il nostro costo energetico. Ecco che qui chiediamo quindi uno sforzo importante dal punto di vista proprio politico dei nostri governi, delle nostre istituzioni, di fare in fretta per creare un sistema tale che ci sia la maggiore autonomia energetica possibile in questo Stato. Questo è indispensabile e dobbiamo veramente metterlo in atto. Questi sono i passaggi fondamentali che il nostro titolo ci dice, cioè noi dobbiamo andare in un altro mondo, queste sono le sfide che ci stanno aspettando. Noi come CNA dovremmo essere al fianco delle nostre imprese per aiutarle, per dargli il coraggio, perché ogni cambiamento chiaramente crea ansia, ma noi dobbiamo essere lì. Questo per noi è basilare. Quindi ho concluso, dico due cose sull'alluvione, nel senso che abbiamo come CNA, per ricordarvi, fatto una raccolta fondi e abbiamo raccolto circa 556.000 euro che destineremo alle 490 imprese dei nostri territori coinvolte in questa alluvione. Non è sicuramente la cifra che gli arriverà quella che gli farà ripartire le loro imprese, ma sarà sicuramente un segno di vicinanza, un segno di comunità. Devo dire che quando abbiamo fatto questa raccolta fondi, il nostro sistema dalla Val d'Aosta alla Sicilia ha contribuito e quindi ha dimostrato di essere una grandissima comunità. Bene, questo è un segnale ancora maggiore per le nostre imprese, che sarà quell'importo, come dicevo, un piccolo mattoncino, ma è un piccolo mattoncino che deve dare speranza ai nostri imprenditori perché ripartono in quei posti più forti di prima e più agguerriti di prima nei loro mercati, perché in questi momenti hanno perso un pochettino di mesi. Quindi io ho concluso, io dico questo, la CNA deve sempre più essere un punto di riferimento per gli imprenditori, deve essere sempre più vicina all'impresa. Viva l'Italia, viva la CNA, grazie. E allora, come vi avevo preannunciato, c'è un messaggio che ci è arrivato e che adesso andremo a leggere ed è quello che vuole far arrivare all'Assemblea il generale Francesco Paolo Figliuolo, quindi il commissario alla ricostruzione. Andiamo dunque a sentire quali sono le sue parole rivolte proprio a tutti voi. Saluto il Presidente Paolo Cavini e il Segretario Diego Benatti, ringraziandoli per l'invito che mi hanno rivolto. Impegni legati ai miei incarichi mi impediscono di partecipare in presenza alla vostra Assemblea regionale, ma seguo con grande attenzione le vostre attività che costituiscono un motore di innovazione
occupazione, coesione sociale e promozione di valori e tradizioni che legano i cittadini al territorio emiliano-romagnolo. Artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, piccole imprese del turismo, del servizio e dell'industria giocano un ruolo fondamentale nel tessuto economico regionale attraverso 622.000 operatori che rappresentano oltre 1.200.000 lavoratori. Un comparto vitale che ha dimostrato grande resilienza alle conseguenze di una calamità naturale di straordinaria portata, che ha causato danni ingenti ai territori. Un comparto che va sostenuto con tutte le risorse che il Governo ha messo a disposizione con grande prontezza. Siamo determinati affinché i territori, le imprese e i cittadini possano beneficiare in tempi rapidi dei ristori per i danni subiti dall'alluvione. Il primo stanziamento è pari a 2 miliardi e 620 milioni, di cui 1 miliardo e 28 milioni di euro per il 2023, oltre 750 milioni per il 2024 e 841 milioni per il 2025. A questi importi si sono aggiunti ulteriori 519 milioni con provvedimenti ad hoc. I ristori a famiglie e imprese sono il focus di una mia ordinanza grazie alla quale dal 15 novembre i cittadini e gli imprenditori potranno utilizzare la piattaforma Sfinge messa a disposizione dalla Regione per poter richiedere questi ristori. Lo snellimento delle procedure per accedere ai fondi è un innovativo ambito di intervento al centro della recente ordinanza per la difesa idraulica, la quale contiene un quadro di semplificazione molto importante che verrà riproposto nell'imminente provvedimento sulla rete viaria. Si stanno creando i presupposti per accelerare, sia per la disponibilità di fondi, sì che per l'introduzione di procedure più semplici, definite e sviluppate nella cornice dei pareri espressi dai Ministeri delle Infrastrutture, della Transizione Energetica e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che garantirà la vigilanza preventiva sui contratti pubblici e sui lavori. Auguro quindi a tutti i convenuti uno svolgimento proficuo di questa Assemblea, all'insegna della consapevolezza che la Confederazione rappresenta un partner essenziale e un'eccellenza indispensabile fra tutti gli attori che stanno lavorando, facendo sistema, per restituire la normalità ai territori colpiti. Grazie. E allora, come avete sentito e come già vi è stato detto negli interventi che sono stati ad inaugurare questa assemblea, quindi come ha già espresso il segretario nel suo saluto, il Presidente nel suo intervento, il tema è quello della sostenibilità, un tema molto forte e importante che ci riguarda e ci riguarderà comunque sicuramente tutti da vicino, un argomento che nel corso della serata sarà sviluppato da diversi punti di vista, da quello più culturale di scenario con gli interventi del professor Stefano Micelli e della divulgatrice Licia Colò, al piano più concreto, vicino alla vita delle imprese e dei cittadini con il punto di vista della politica, come vi avevo detto, insieme al viceministro alle infrastrutture e trasporti onorevole Galeazzo Bignami, alla vicepresidente della regione Emilia-Romagna Irene Priolo. Allora cominciamo con gli interventi e invito qui al podio il professore ordinario all'Università Ca' Foscari Stefano Micelli. Buonasera, buonasera autorità, buonasera amici di CNA. Per me è un grandissimo onore essere qui questa sera. Mi permetto di fare un ringraziamento particolarmente sentito perché mi è stata data la possibilità più o meno un mese fa di proporre un ragionamento, un sentito ragionamento proprio di fronte a tanti di voi, di fronte a tanti presidenti e direttori di realtà regionali molto importanti, in un contesto, quello del Senato,
particolarmente importante dal punto di vista istituzionale. Oggi mi è stata data la possibilità di completare un ragionamento che si concentra, per parte mia, sul tema di una delle due gambe sul quale stiamo riflettendo questa sera. Io affronterò la gamba del digitale, credo che sarà invece Licia Colò, che mi seguirà, a affrontare più il tema della transizione ambientale. Ci tengo, non voglio minimamente essere noioso, ci tengo a riprendere questo collegamento con la presentazione che abbiamo fatto a Roma, perché proprio in quell'occasione, devo dirvi la verità, è stato un momento per me anche intenso e emozionante. Proprio in quell'occasione abbiamo provato insieme a ripercorrere le fasi di un decennio abbondante che ha visto riflettere tanti economisti, tante persone come me che all'università si sono domandate quale fosse 10 anni fa il potenziale, la spinta propulsiva ancora inespressa di tanti artigiani, di tanto lavoro artigiano che oggi vediamo riproposto nel video che abbiamo avuto di fronte agli occhi qualche minuto fa. C'è un passaggio che voglio riprendere della testimonianza di Roma, ed è un passaggio legato ad alcuni articoli che avevamo messo a fuoco alcuni anni fa. Articoli che avevano parlato di un altro mondo. Oggi si chiama Un altro mondo l'evento, ma anche 10 anni fa noi parlavamo di un altro mondo, perché parlavamo, vi ricordate, di una rivoluzione industriale, quella che poi abbiamo imparato a chiamare Industria 4.0. Parlavamo in particolare di articoli di riviste importanti come l'Economist, come Wired, che proprio 10 anni fa ci dicevano inequivocabilmente che il lavoro artigiano, l'impresa artigiana sarebbe stata al centro di una grande trasformazione. Si diceva, pensate a Chris Anderson, allora direttore della prestigiosissima rivista Wired, che ha segnato un'epoca con i suoi articoli, con i suoi interventi, ci diceva: il futuro saranno piccole e medie imprese capaci di approfittare delle potenzialità di tutta una nuova serie di tecnologie. Vi ricordate stampanti 3D, strumenti per il taglio laser, frese a controllo numerico miniaturizzate, l'IoT, l'Internet of Things, tutte cose che poi abbiamo imparato a conoscere e che oggi sfumano, se volete, di fronte alle potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa, l'immagine costruita attraverso Midjourney che ci faceva da sfondo alle prime presentazioni, ma che in realtà è il pezzo del mondo nuovo a cui noi siamo legati. Ecco, quello che mi fa specie è che io, quando insegnavo queste cose, perché le insegno ancora, ma insomma quando insegnavo con entusiasmo queste cose, prendevo un punto di partenza che era un'azienda che Chris Anderson aveva raccontato, che si chiamava Local Motors, una presa in giro di General Motors, e diceva: faremo anche le macchine, faremo le macchine su misura, le faremo artigianali, le faremo usando le nuove tecnologie. E io al tempo, una decina di anni fa, dicevo: guardate che c'è già un posto nel mondo dove si fanno le macchine artigianali, su misura, con performance assolutamente superiori rispetto a quelle delle catene di montaggio a cui ci ha abituato una lunga tradizione che abbiamo imparato a chiamare Fordismo. Ecco, questo luogo è l'Emilia Romagna. Questo luogo è l'Emilia Romagna dove... Un luogo strepitoso che io ho anche portato, devo dirvi la verità, poi a una mostra, in questo caso veneziana, dove vengo io, si chiama Homo Faber, una mostra dove ho portato, adesso non voglio far nomi, ma insomma avrei una lunga lista, ho portato alcuni straordinari carrozzieri, alcuni fanno auto contemporanee, fanno one-off, altri restaurano, insomma carrozzieri straordinari, motoristi straordinari che hanno davvero riempito un immaginario, oggi la chiamiamo Motor Valley, ma insomma che noi immaginavamo essere protagonisti di questa grande trasformazione. Io voglio farvi vedere qualche dato. Dopo
dopo questa mia relazione, insomma, poi c'è stato il presidente di CNA. Il presidente di CNA ha parlato di un documento che io voglio condividere, perché è un documento vostro, nostro, che abbiamo imparato a condividere, e a fronte, lasciatemi dire, di questo entusiasmo che io ho sentito, che è l'entusiasmo che lega la platea che ho di fronte alla grande transizione tecnologica con cui dobbiamo fare i conti. Il nostro presidente, il presidente di CNA, ci ha ribadito però dei numeri che sono numeri difficili, e io oggi non ho voglia di fare solo un intervento, come dire, entusiastico, voglio anche ragionare sulle difficoltà. Ci ha fatto vedere, ci ha proposto dei numeri, questi sono numeri presi dal rapporto di CNA che è stato presentato a Roma, numeri che ci dicono che anche sul contesto, questi sono altri numeri proposti un paio di settimane fa da Banca Ifis, una ricerca molto interessante, ci dicono che le imprese artigiane calano come cala la demografia. Ci diceva prima, 20 anni fa nascevano 500.000 bambini, erano l'età dei miei figli, oggi ce ne sono 385.000, calano i ragazzi, calano le imprese, c'è poco da fare. Ma calano anche nel contesto manifatturiero, che era quello che avevamo messo a fuoco, e soprattutto quello che ci ha detto il presidente di CNA a Roma è che l'impresa tende a invecchiare, che c'è un 50% abbondante delle imprese artigiane in questo momento in Italia che ha un titolare più di 50 anni. Guardate che non ho nulla contro chi ha più di 50 anni, anch'io più di 50 anni, però è chiaro che se dobbiamo interpretare queste nuove opportunità, se dobbiamo entrare in questo nuovo mondo, non lo posso fare solo io, non lo potete fare solo voi, non lo possono fare solo gli ultra cinquantenni, dobbiamo farlo insieme alle nuove generazioni, insieme a dei giovani che sono portatori naturali di quel cromosoma digitale di cui abbiamo enormemente bisogno. Non è un problema semplice, io qui vi do un dato, perché non è un problema degli artigiani, è un problema della nazione, è un problema del paese. Noi su questo tema del digitale non abbiamo fatto i compiti per casa in questi anni. Questo è un numero indice che voi tutti sono sicuro conoscete, si chiama DESI, è un documento ufficiale della Commissione Europea, Digital Economy and Society Index, l'indice dell'economia e della società digitale. E questo DESI ci dice che noi non siamo primi in classifica, non siamo messi bene. Ma se andiamo a vedere perché non siamo messi bene, non è che non siamo messi bene dappertutto, abbiamo delle cose che facciamo piuttosto bene. Non è che non abbiamo saputo interpretare il digitale in nessuna delle sue componenti fino adesso. Non è che noi fino adesso non abbiamo fatto i compiti per casa. C'è un tema dove non abbiamo fatto i compiti per casa ed è quel valore 1 che è human capital, capitale umano. Noi su quel capitale umano non abbiamo investito abbastanza. Con questo non voglio dire che il calo delle imprese artigiane e anche della competitività sia il fatto che non abbiamo, come dire, studiato abbastanza, non è questo. Sto dicendo che non abbiamo fatto tutto quello che potevamo e dovevamo fare. Le grandi imprese, guardate, che hanno riconosciuto il potenziale del lavoro artigiano, questo va riconosciuto. Oggi, se noi parliamo con tante realtà di grandi dimensioni, sono consapevoli dell'importanza dell'artigianalità, del saper fare artigiano nel Made in Italy. Se voi andate a vedere per esempio i numeri che Alta Gamma ripropone, soprattutto diciamo per il mondo del lusso, non è vero che ci sia una mancanza di attenzione e soprattutto non è vero che non ci sia una mancanza di strumenti. Questo per esempio è un programma che io mi permetto di segnalare alla vostra attenzione, è un programma interessante, Adotto a una scuola. Le grandi imprese oggi provano a mettere a fuoco opportunità dicendo: siccome mancano dei giovani qualificati, guardate che i numeri sono questi, i numeri sono numeri importanti, proprio per questo dobbiamo investire di più sui giovani, dobbiamo investire su quel human capital che è l'elemento più difficile della quartina di ingredienti che fanno il famoso DESI.
Noi, come piccole imprese, l'artigiano che aveva messo a fuoco Chris Anderson, quell'artigiano lì ha potuto contare su un'offerta, su un modo di avvicinare il digitale, su dei giovani? Sì e no. Se noi andiamo a vedere, questa è una ricerca che abbiamo fatto come Università di Venezia, se noi andiamo a vedere oggi il problema che avete voi, che abbiamo tutti in Italia, che hanno le piccole e medie imprese, è sempre la ricerca di profili professionali adeguati. Il cambio di passo, l'entrata nel nuovo mondo richiede un capitale umano particolare. Noi acchiapperemo quella grande opportunità che ci è passata davanti, che ci sta passando davanti, che possiamo tranquillamente prendere. Non è un autobus, è partito, adesso non ce ne facciamo nulla. No, è lì davanti a noi, solo alla condizione effettivamente di prendere in mano il dossier risorse umane, capitale umano. In parte lo abbiamo fatto. Io qua vi faccio vedere due grandi soluzioni. Abbiamo fatto i PID, abbiamo fatto i Digital Innovation Hub, potrei fare una lunga lista, non mi interessa. Perché queste soluzioni fanno fatica? Guardate che non ho niente, anzi ottime, meritorie queste soluzioni, ma perché non sono riuscite a mettere in moto quell'ingranaggio che fa di tante imprese artigiane il meccanismo, il dispositivo della quarta rivoluzione industriale, del nuovo mondo di cui abbiamo visto l'immagine prima? Lasciatemi dire, rubo un passaggio a un caro collega che mi dice sempre: il problema è che abbiamo sempre guardato l'offerta, abbiamo sempre guardato chi offre i corsi, chi offre le lezioni, chi offre i programmi formativi. Il digitale è anche un problema di domanda, noi dobbiamo attrezzarci per voler cambiare, per voler entrare in quel nuovo mondo e per conoscerlo. Qui io chiudo rapidamente perché voglio, senza nessuna presunzione, portare alla vostra attenzione qualche soluzione, perché non siamo all'anno zero, siamo avanti e tante piccole imprese oggi possono veramente beneficiare di una nuova proposta o di orizzonti che si aprono al nostro futuro, a condizione di sapere che prima di tutto dobbiamo insieme scoprirlo, questo nuovo, avere voglia di conoscerlo, avere voglia di esplorarlo. E come si fa? Questo è un po' il tema sul quale io vi voglio lasciare dandovi una proposta. Sono partito da, come direbbe un famoso scrittore inglese, da grandi aspettative. Ho messo a fuoco alcune criticità che non ho messo a fuoco io, ne ha messo a fuoco un rapporto, secondo me, fatto molto bene, proprio da CNA, e oggi voglio chiudere con voi su alcuni passaggi. Non vi voglio raccontare quello che faccio io, vi voglio semplicemente dire che cosa si può fare, pensando a un passaggio dall'offerta, da chi fa i corsi, da chi ragiona sul capitale umano immaginando di avere una siringa che inietta del sapere, a chi invece voi dovete impadronirvi di questo sapere. Ecco, come si fa a fare? Noi a Venezia un'idea, io ve la lascio, non è che un'idea l'abbiamo sviluppata, è un'idea che è legata a uno spin-off che abbiamo fatto. Io ci ho messo 10 anni della mia vita su questo tema, non proprio qualche settimana. 10 anni della mia vita ho provato a immaginare come si poteva fare, lavorando proprio su imprese artigiane, lavorando su realtà di piccole e medie dimensioni, immaginando dei cortocircuiti. Ecco, quello di cui abbiamo bisogno noi oggi è dei cortocircuiti. Noi non possiamo più pensare a un modello di sostituzione, ce l'ha detto prima i numeri, non abbiamo più chi sostituisce una generazione che oggi si avvia verso la pensione. Dobbiamo mescolare queste due dimensioni e fare in modo che queste diverse dimensioni producano il nuovo, producano quel nuovo mondo che abbiamo visto nella copertina di oggi. Questo vuole fare questo spin-off. Io vi do il sapore di alcuni di questi progetti. Abbiamo preso dei giovani, e ci tengo a sottolineare in Emilia-Romagna il legame profondo che lega a me come Università di Venezia con due ITS straordinari, ITS Maker e ITS Fitstick, devo dire istituzioni eccellenti, non che gli altri non siano buoni, ma io lavoro con questi due strepitosi. Abbiamo parlato con degli imprenditori, abbiamo
provato a mettere in moto un cortocircuito fra le vostre aspettative e la creatività digitale di questi ragazzi, con un metodo di gestione dell'innovazione che noi all'università insegniamo e che consente a dei giovani di 22-23 anni di produrre delle prime soluzioni per delle aziende che si pongono l'idea di entrare nel nuovo mondo digitale. È questo il cortocircuito. Noi non possiamo più tenere questi ingredienti separati, dobbiamo ricombinarli e accelerare la sperimentazione. Perché? Perché non c'è un libretto di istruzioni. Per entrare nel nuovo mondo lo dobbiamo costruire, e lo costruiamo sperimentando. Non c'è altra via. Su questo io vi voglio dire che alcuni risultati sono stati ottenuti. Io vi posso parlare di numeri piccoli, 100 di imprese nel caso di 2 anni. Cosa abbiamo imparato lavorando su tanti territori? Cosa abbiamo imparato portando concretamente questo tipo di innovazione, questa transizione digitale? 4 considerazioni per chiudere. Il primo, attivazione paziente. Se costruiremo un nuovo mondo, lo dico, non è che il nuovo mondo appare in 5 minuti, il nuovo mondo appare lentamente e, come diceva un famoso professore che studiava il digitale, tendiamo sempre a sovrastimare il breve termine e a sottostimare il lungo termine. Iniziamo un percorso, all'inizio non ci sembra che stia cambiando nulla e poi invece qualche cosa cambia, a condizione però di sperimentare. Dobbiamo riportare, secondo aspetto che abbiamo imparato noi, il digitale dentro una vita di comunità. Perché ve lo dico? Perché in questi ultimi 10 anni abbiamo enormemente enfatizzato la figura dell'imprenditore. Benissimo, senza imprenditore non si va da nessuna parte, ma l'imprenditore funziona solo ed esclusivamente se dietro a una comunità che sostiene il suo sforzo, che sostiene il suo impegno, che dà un senso a questo percorso e alla costruzione che sta mettendo a punto. Lasciatemi dire che però il passaggio sul quale siamo chiamati veramente a riflettere è questa connessione intergenerazionale. Noi non possiamo immaginare di affrontare né questa né la sfida della sostenibilità immaginando di separare i 2 mondi. Noi dobbiamo accettare l'idea che dei 20enni lavoreranno con delle persone di 60 e che i 60 ascolteranno i 20enni. È solo questo tipo di interconnessione, di cortocircuito che ci darà la forza per guardare il futuro e costruirlo insieme. Io chiudo dicendo, io ho fatto 100 progetti, guardate, alcuni altri ne hanno fatti altri 50, lo dico tutta la Giunta. Io sono sicuro che qua nella Giunta c'è sicuramente qualcuno che ne ha fatti altri 20 o che conosce. Non ci basta. Noi non possiamo ragionare per entrare in questo nuovo mondo e costruirlo, non ci bastano 10, 20, 100 progetti, dobbiamo farne migliaia di cantieri come quelli che vi ho descritto, migliaia di studenti che entrano nelle vostre imprese e iniziano a sperimentare qualcosa di nuovo, lasciandovi qualcosa di interessante, in alcuni casi deludendovi, in altri casi entusiasmandovi. Dobbiamo farlo migliaia, forse decine di migliaia di volte. Ed è per questo che ci tengo a dire queste cose oggi, nel 2023, perché noi nel 2023 abbiamo ancora i soldi del PNRR. Si chiamava Next Generation. È su queste risorse, su questi finanziamenti che noi faremo la differenza. Se li useremo in questo modo, quell'immagine Midjourney che abbiamo visto potrebbe essere un'immagine realistica. Se non incominciamo, non vedremo quel nuovo mondo perché non l'avremo fatto. Ma io sono ottimista questa sera e so che da stasera noi un pezzo di quel percorso lo faremo. Grazie. Grazie al professor Stefano Micelli dell'Università Ca' Foscari per il suo intervento e adesso invito qui al podio la divulgatrice Licia Colò che prenderà la parola. Buonasera a tutti.
Io mi devo muovere quando sono su un palcoscenico, non sono in grado di stare lì dietro, scusate le spalle. Quante cose interessanti abbiamo sentito, quante sfide ci aspettano. E io quest'oggi di che cosa potrei parlarvi? Abbiamo tanti tecnici, tanti esperti, tante persone che quotidianamente si confrontano con i problemi reali. E allora ho pensato, quando sono stata invitata, grazie innanzitutto per l'invito, voglio provare a fare non soltanto il mio lavoro, ma quello che io sento profondamente dentro di me, e cioè a farvi girare la faccia un pochettino, magari per una volta, verso le cose positive che ci sono, perché in questo momento particolare guardare verso le cose positive sembra essere veramente una missione impossibile. E allora ho fatto fare un montaggio tratto dal mio ultimo programma, che è Eden sulla 7, non per fare pubblicità a quello che faccio, perché in questo momento non è proprio il caso, ma per trasmettervi alcune realtà che mi hanno veramente molto emozionata. E sono realtà che ci fanno vedere le meraviglie che ci sono attorno a noi, ma anche persone che non si fermano di fronte a tantissime difficoltà in campi diversi e che credono veramente che ci possa essere, secondo me, non proprio un altro mondo, perché questo mondo a me piace. Vorrei che fosse un mondo migliore e non è facile, è inutile adesso che lo continuo a ripetere. Allora ho fatto preparare questo breve filmato, sono 3 minuti e qualcosa, dove ci sono dei soggetti ai quali vi prego di prestare attenzione. In particolare, la prima è una signora che aveva 85 anni e che ho incontrato a una manifestazione e mi ha commossa. E allora perché ve la voglio far vedere? Perché porca miseria, a 85 anni, alzarsi la mattina, vestirsi, andare a fare una manifestazione, ragazzi, al di là di tutto, significa che tu credi di avere ancora un futuro ed è bellissimo. Io spero di diventare come questa signora. E ancora delle persone che hanno cambiato la loro vita perché hanno visto che c'erano delle difficoltà, non sapevano come fare, loro hanno detto cambiamo tutto, proviamo a trovare un'altra via rispettando l'ambiente. O ancora persone che dicono la terra è quella che abbiamo, piccola, meravigliosa, un puntino insignificante nell'universo, ma è l'unica terra che abbiamo, non ci sono terre di serie B e quindi dobbiamo prendercene cura. Io odio la gente che dice da una parte la tecnologia e da un'altra parte l'ambiente. È una grande bugia, non è così. A noi serve la scienza, la ricerca, serve la passione, serve la tecnologia per migliorare l'ambiente. Però dobbiamo anche avere una morale dentro di noi. Dobbiamo essere consapevoli. Prima, adesso vi faccio vedere il video, ma prima una giornalista mi ha detto Licia, tu parli di tutte queste cose, no? La transizione green, ma alla fine sono problemi che ci saranno magari concretamente fra tanti anni, a parte che purtroppo li vediamo anche adesso. Però se poi il mondo andasse a ramengo, come diceva la mia nonna, tanto sarà passato un sacco di tempo e magari non ci saremmo più. E io le ho risposto, anche se fosse così non importa, perché io sono stata educata, cresciuta nel rispetto verso gli altri, verso ciò che mi circonda. E quindi non bisogna dire io lo devo fare per i miei figli, perché sennò le persone che non hanno figli dicono ma chi se ne frega. Io lo debbo fare perché ho una morale dentro di me. Lo sento, non perché mi è stato insegnato, perché è giusto che sia così. Io non ho diritto di distruggere la meraviglia del creato. Ecco, adesso vi faccio vedere questo breve video e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Fate attenzione alla signora, alla vecchina. Un viaggio nello spettacolo del pianeta, fra natura, storia e umanità. Uno può migliorare le cose, ma è giusto
posto che faccia sentire la propria voce. E la signora con la quale stavo parlando sta facendo un volantinaggio per capire quali sono tutte le cose che noi dovremmo fare per migliorare la nostra quotidianità. Queste cose, vi dico la verità, mi commuovono. Un ambiente sano che offra dei prodotti sani, dando il massimo valore alla natura che ci ospita. Quello che si sta cercando di fare qua in questo territorio comunque è di diffondere diverse casette, famiglie di api in diverse aziende agricole, perché facendo così si preserva, diciamo, l'impollinazione naturale delle varie piante. Noi personalmente lo utilizziamo anche sotto un'altra finalità, perché da sempre, ma non in maniera chiara, si sa che le api proteggono il territorio sulle quali vivono. Io nasco contadino comunque, famiglia contadina. Quindi non uomo di mare, insomma, però più di terra. a 13 anni ho cominciato ad andare a mare. A 18 ho fatto la traversata atlantica e poi sono tornato e ho cominciato a lavorare con gli animali. Con gli animali, per gli animali? Per gli animali. Quante ore lavori con questo telaio? Io sto tantissimo al telaio, sì, ci credo. perché lui mi ha catturata. Fin quando io riuscirò ancora a vedere e a muovere queste mani, allora no, non lo mollerò assolutamente. Qual è il messaggio? Quello di andare alla continua ricerca dell'armonia fra uomo e natura. Con la consapevolezza che la storia dovrebbe insegnarci a guardare al futuro con più responsabilità, anche se sappiamo quanto è difficile. Non è colpa dell'orso, ma delle persone che non hanno pensato prima di portarlo nelle montagne. Non è giusto ucciderlo, perché si è comportato secondo la sua natura. Non deve pagare per gli sbagli fatti dall'uomo. Questo è il nostro tesoro? Sotto questi teli stiamo già pensando della neve. 30 anni fa non avremmo mai immaginato di 30 anni fa non ci sarebbe stato bisogno di questo. Oggi siamo messi davanti all'evidenza di un cambiamento climatico. Il racconto di un pianeta dove protagonista è la bellezza e l'uomo può decretarne il futuro. È bellissimo! Bisogna solo riempirsi di voglia di conoscere e di meraviglia. Andiamo. E quindi è questo, insomma, il tema di cui voglio accennarvi questa sera. Il fatto che, anche se non siamo più ragazzini, possiamo comunque fare tanto per migliorare il futuro e quindi anche di conseguenza il nostro presente, ovviamente. Il professore prima parlava dell'importanza del cambio generazionale, dell'incontro con i giovani di oggi. E mentre parlava, io mi dicevo, ma perché in effetti è così difficile per i giovani fare determinate scelte? Io ho una figlia di 18 anni e mi confronto quotidianamente con lei, l'ascolto, a volte è anche noiosa, diciamoci la verità, ma mi dedico proprio del tempo per ascoltarla, perché voglio capire il più possibile quali sono i suoi sogni, come si comportano i ragazzi di oggi, come desidererebbe vivere. E in effetti percepisco una cosa che vedo quotidianamente, che il nostro paese, che è meraviglioso, perché siamo uno sputo sulla terra, ma siamo primi per patrimonio UNESCO, quindi l'Italia è un paese stupendo, è un paese non antico, ma vecchio. Allora mi sto contraddicendo, Licia, ma come? Tu mi stai dicendo è un paese stupendo e poi mi dici non è antico ma è vecchio, c'è una differenza fondamentale. È vecchio, a volte tu vai in giro e vedi le città che hanno proprio una struttura bellissima
che sono trascurate, che sono decadenti. Ma se riflettiamo, molte volte siamo noi stessi ad essere decadenti. Io a volte mi sveglio la mattina e con tutto quello che succede, non pensiamo ad esempio a quello che è successo proprio in Emilia-Romagna, io ho dei parenti che vivono a Coccolia, provincia fra Ravenna e Forlì, hanno perso tutto, no? E mi hanno raccontato del dramma, a parte quello che vedevo in televisione. Uno dice, ma veramente, ma che cosa posso fare domani, no? Aziende che hanno perso e hanno avuto pochissimo in tutti questi mesi. Però noi non possiamo demordere, perché sennò noi trasmettiamo questa decadenza, perché vuol dire che hanno vinto gli altri. Non dobbiamo far sì che vinca la depressione, la tristezza, il brutto, perché siamo soltanto noi che possiamo deciderlo. Quindi quando mi sveglio e sono negativa, anche quando sono stanca morta, che non riesco a ragionare, perché magari dovrei scrivere i testi dei miei programmi, andare a vedere i montaggi, ma che mi frega, oggi non ci vado. E invece dico, no, porca miseria, oggi ci vado, produco pochissimo, perché proprio diciamo che se la testa non gira bene non è che si riesce a fare tanto, ma ci vado e lo faccio proprio impuntandomi. Perché non voglio mollare la spugna, non voglio che vincano gli altri. Mentre questo atteggiamento un po' generalizzato fa sì che i nostri giovani vivano così, mi vengano a dire vabbè, tanto che cosa lo faccio a fare? Tanto poi non c'è futuro, non vado a fare quel colloquio perché tanto non mi prendono. Ma no! Noi dobbiamo trasmettere il desiderio che se decidi domani che vuoi conoscere Biden, magari uno un po' più simpatico, più giovane, meglio, facciamo Brad Pitt, solo perché sono una donna, se no una bellissima donna in questo momento non mi viene in mente, mi viene solo Claudia Schiffer e tradisco quanti anni ho, vabbè. Se ti va di conoscere una persona, devi dire vai, provaci. Studia come vive questa persona, avvicinati al suo mondo, niente è impossibile. E allora uno dice, perché Licia, cosa c'entra questo discorso con la transizione ecologica? C'entra, perché se anche è scomoda, noi dobbiamo metterci in testa che dobbiamo farla, possiamo farla. Io che faccio parte dei boomers, con il professore, cosa si guarda il cellulare? Lo sa che io col cellulare sono negata? No, sa perché glielo dico? Sì, sono così. Perché, sapete perché ho menzionato il professore? Perché lui insegna tutte queste cose importantissime, parla di digitalizzazione, che solo la parola è difficile, digitalizzazione, non potevano dirla un po' più facile, no? Allora, è difficile, allora io non riesco a fare le cose e dico a mia figlia, appunto 18enne, senti come faccio a fare questa cosa? Dammi il telefono. No, il mio telefono non te lo do, non voglio che tu mi faccia la cosa, io voglio imparare a farla, che è una cosa completamente diversa. Io aborro la gente che vuole fare le cose per me. E allora uno dice, ma quindi lì ci ha imparato? No! Non ho imparato, ma comunque continuo, perché prima o poi imparo, non sono deficiente. Quindi impiegherò più tempo di uno che ha 15 anni, ma non vi preoccupate che ci arrivo. Quindi le tecnologie, le transizioni si possono fare, le scelte anche difficili si possono fare, però bisogna partire un po' dalla convinzione che abbiamo il potere di farlo, e molte volte noi non ce l'abbiamo più questa convinzione dentro di noi. Se ci facciamo un esame di coscienza, pensiamo veramente che, vabbè, ormai cosa faccio? Ho 60 anni, ho 70 anni, mio figlio non vorrà più fare quello che ho fatto io oggi. Ma è giusto, mio figlio non deve fare quello che ho fatto io fino ad oggi, perché mio figlio è un ragazzo del 2023. Quindi magari può portare avanti le cose che ho fatto io oggi con metodologie nuove. L'unica cosa che non deve cambiare è la passione.
E la passione noi gliela possiamo dare, perché la passione non invecchia. Me l'ha insegnato quella vecchina di 85 anni. Nessuno può far invecchiare la passione. E non soltanto lei, perché non sapete quante persone ho incontrato, fighissime, anziane, che proprio sgommano in testa ai ragazzetti di 20 anni che invece magari si sono stancati. Quindi l'unico modo, e secondo me il professore ha detto una cosa bellissima prima, quando ha detto facciamo incontrare i giovani magari nelle aziende, in queste piccole imprenditorie, sentiamoli un po' come cosa pensano, coinvolgiamoli in qualche modo, magari saranno tante delusioni, ma magari ci daranno anche delle belle idee. Bisogna anche che predisponiamo la nostra testa. Io ho conosciuto delle persone, sono rientrata adesso dall'Estonia, no? Ero partita per l'Estonia perché Tallinn è stata decretata capitale green europea 2023. Quindi sono andata in Estonia, a Tallinn, non so quanti di voi conoscano Tallinn, non è che mi aspettassi chissà che. Poi figuriamoci uno che arriva dall'Italia, da Roma, Tallinn. E invece, a parte che è una città veramente molto carina, ma la cosa che mi ha colpito di più, che non sapevo, è che l'Estonia è il paese leader in Europa per la digitalizzazione. Ragazzi, sono nati l'altro ieri perché erano sotto l'Unione Sovietica. E com'è che hanno deciso di rinascere? Investendo nella digitalizzazione. Bisogna cambiarlo sto nome, professore, digitalizzazione. Facciamo una più short. Perché veramente hanno inventato Skype in Estonia e mi ha dimostrato un ragazzo che può aprire una società online in 15 minuti, esattamente come in Italia. Stessa cosa. L'ha fatto davanti a noi, 15 minuti cronometrato, imbarazzante. Però ho detto, a questo dovrebbe servire la digitalizzazione. Però poi loro hanno anche investito nel green, hanno fatto tantissimo, perché siccome sono stati sotto l'Unione Sovietica, hanno poca edificazione rispetto ad altri paesi, hanno molto verde, hanno detto facciamole la nostra forza. Quindi è incredibile perché abbiamo trovato delle realtà bellissime, in mezzo alle foreste, realtà che sono della fine dell'Ottocento, rimaste come allora, super digitalizzate. Quindi non è che io voglio fare paragoni, perché l'ho detto prima, l'Italia a mio avviso è veramente il paese più bello del mondo, però dobbiamo accettare questi cambiamenti, metterci in testa che qualche piccolo sacrificio dobbiamo farlo, dalle cose più semplici, proprio quelle basiche, banali, che sono il risparmio di energia, ad esempio, a quelle magari un pochettino più difficili, ma tanto il CNA ci aiuta, no? Negli investimenti green. Abbiamo tutta la rappresentanza qua, avete promesso che ci saranno degli aiuti, cosa? A ottenerli, sì, vabbè, certo. Se no dice dobbiamo fare la firma a ottenerli, certo, però insomma già mi sembra molto, se uno viene aiutato ad ottenerli mi sembra già tantissimo, ragazzi. Quando c'è stato il 110% la gente è impazzita che non sapeva neanche come si facevano i documenti, quindi insomma tante cose si possono fare ed è questo il messaggio che ho scelto di trasmettervi questo pomeriggio, perché uno dei miei viaggi mi ha portato alle Egadi, dove si parla del parco offshore, il parco eolico offshore più grande d'Europa, scusate. Quindi c'è questo progetto che, non lo so, è tipo il ponte di Messina, che è lì da 50 anni, non si sa se si farà mai, ma comunque c'è questo progetto sulla carta. Qualcuno sa qualcosa, la maggior parte non ne sa niente, alcuni pescatori sono disperati perché sono contrari, ma parlando con il direttore del Parco Nazionale delle Egadi, io gli ho detto, direttore, ma quindi alla fine questo parco eolico così grande in mezzo al mare è giusto o non è giusto? E lui mi ha risposto in maniera, cioè non si può certo
obiettare niente, perché dice il discorso è che comunque bisognerebbe coinvolgere tutte le persone interessate, perché si parlava di un punto, di una collocazione in un punto dove passano dei banchi di pesci importantissimi per i pescatori, e quindi sistemare quel parco eolico esattamente in quel punto per molti pescatori potrebbe rappresentare dei gravi problemi. Quindi il direttore del parco mi ha detto: bisognerebbe convocare i pescatori, bisognerebbe convocare allo stesso tavolo tutti gli esperti, il mondo della politica, ma non si può dire che non si può investire in un parco eolico. Perché io, che mi ritengo un ambientalista, quando sento che i fotovoltaici, i pannelli deturpano l'ambiente, quando sento che i pali eolici danno fastidio agli uccelli, quando sento che le dighe per l'idroelettrico rovinano l'ambiente, dico: ragazzi miei, ma allora questa energia green da dove la dobbiamo prendere? Quindi il messaggio che mi ha dato anche il direttore del Parco Nazionale, grazie, è stato questo: Licia, l'energia dobbiamo produrla, dobbiamo essere il più indipendente possibile, un po' come quello che si era detto prima, dagli altri. Però bisogna anche cambiare un po' la mentalità, perché non è che io richiedo sempre più energia per cose sinceramente inutili e poi mi creo il problema della produzione dell'energia. Tentiamo di cambiare mentalità, impariamo tutti a consumare un po' meno e investiamo il più possibile nell'energia green, investendo anche nella ricerca, credendo nella tecnologia. Io pure sono una fan sfegatata dell'intelligenza artificiale, perché non si può pensare, perché qualcuno dice ma poi l'intelligenza artificiale si approprierà della nostra vita. Vabbè, ci penseranno, come dicevamo prima, fra 100 anni quelli che verranno, però adesso l'intelligenza artificiale può fare veramente tanto. E soprattutto, se nostro figlio ha delle idee diverse dalle nostre, tentiamo di dire: dai, forza, ce la puoi fare, oggi è una giornata piena di sole, chi se ne frega del sole? E facciamo un bel sorriso, apriamo la finestra, non facciamo gli offesi e diamogli qualche altra idea, perché comunque a furia di sorridere io sono sicura che da qualche parte un altro sorriso ci arriva. Grazie, buon proseguimento di pomeriggio. Grazie. Grazie Alicia Colò per il suo bellissimo intervento, grazie di cuore. E allora andiamo adesso a uno dei momenti di premiazione. Questo è un premio molto importante per CNA ed è la 5ª edizione del premio CNA Emilia Romagna. Allora, in questa 5ª edizione scopriremo tra poco chi è stato premiato e perché. Come nasce l'idea di questo premio? Nasce proprio dalla volontà di accendere l'attenzione su una personalità che, operando nella nostra regione, l'Emilia Romagna, si è distinta in modo particolare per l'impegno civile e sociale. E allora andiamo a fare un piccolo riassunto di chi sono stati premiati negli anni precedenti, a partire dal 2018, quando questo premio è nato. E l'onore di conferire questo premio a Riccardo Muci, il poliziotto eroe, lo ricorderete, in forza al commissariato Santa Viola di Bologna, fu tra i primi soccorritori a prestare aiuto dopo l'esplosione del 6 agosto sul raccordo autostradale a pochi chilometri da qui, un evento che fu davvero devastante. Nel 2019 la 2ª edizione fu assegnata a Sua Eccellenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi per le sue grandi qualità umane e spirituali, per le sue azioni improntate al dialogo e alla coesione sociale, per la sua grande attenzione al mondo del lavoro.
E poi la terza edizione nel 2021 è stata conferita al Presidente della Regione Stefano Bonaccini, in rappresentanza di tutta la società civile, per l'impegno corale, i valori, la solidarietà espressa dalla comunità emiliano-romagnola nell'emergenza pandemica. La quarta edizione nel 2022, lo ricorderete, è stata conferita ad Agnese Pini, che è qui con noi stasera anche tra i protagonisti dell'Assemblea, per l'impegno e la passione alla direzione dei quotidiani che appunto dirige nella diffusione della conoscenza, della buona informazione, motivo di orgoglio per tutta la comunità di CNA Emilia Romagna. E allora, prima di assegnare il premio al vincitore del 2023, come sempre svegliamo il lavoro artigiano nascosto dietro alla sua realizzazione con questo video. Siamo nella bottega delle Stelle di Ferrara, nel centro del ghetto ebraico, dell'antico ghetto ebraico ferrarese. In questa bottega avviene tutto il processo della ceramica. L'aspetto più interessante di questa avventura è proprio aprire la mattina la porta e sapere che insomma, se c'è un sogno, un progetto, lo si può realizzare in 3 dimensioni. E lo si può colorare, lo si può cuocere, lo si può rendere una vita quasi eterna, perché una delle caratteristiche della ceramica è quella della durevolezza nel tempo. Se non cade, non si rompe. La ceramica è uno dei materiali più duraturi in assoluto. Il gioco, ecco, il gioco è una delle componenti, il divertimento, il gioco, ma anche insomma il tentativo e la voglia di emozionare, di raccontare attraverso la ceramica appunto emozione. Ecco. La nostra ceramica è imperfetta, io direi, cioè non c'è l'attenzione al dettaglio a tutti i costi, c'è un'attenzione al racconto a tutti i costi, questo sì, c'è una ceramica che racconta, che emoziona nel migliore dei casi e che racconta, è misterioso il perché non ci avvicina a questa cosa incredibile, bisognerebbe andare indietro nel tempo, sono 40 anni che ci occupiamo di questo materiale, quindi è difficile capire. Ma secondo me parte da quando si è bambini, dal giocare con il fango, con l'argilla, e parte tutto da lì, l'innamoramento, che è misterioso. Certo che adesso è un mondo che non abbandoneremo più. La creatività è una specie di, come dire, di condanna, no? Quindi che non ti lascia mai, non ti lascia mai. E così ho iniziato a fare dei gioielli utilizzando una lavorazione particolare che avevo già comunque in mente, accorgendomi nel frattempo come anche in queste piccolissime superfici, come quelle dei piccoli cerchi o delle forme che vanno a costituire i miei bijou, era possibile raccogliere interi mondi. Per questo premio, realizzando il quale il pensiero andava alla protezione civile e a un'occasione poi così, come dire, così tragica, la mia presenza su questa opera, che è Ingress ed è arrivata a me già ben definita, mi sono ispirata sia, diciamo così, all'aspetto che aveva preso, sia ai colori, e siccome ci sono tanti appunto richiami all'acqua dell'alluvione, in 4 scene che sembrano quasi 4 storie di uno stesso momento tragico, io ho pensato di utilizzare la foglia d'argento preparando delle forme che richiamassero la grande massa di acqua che in così breve tempo cadendo ha provocato tutti i disastri che ha provocato. Un solo punto presenta un colore diverso e un riflesso diverso, ci ho messo la foglia di rame per 2 motivi. Uno è perché un po' richiama certi punti con colori caldi che sono nella formella, che quindi con colori con i quali dialoga. L'altro è che gli ho dato la forma del sole, sta in un punto in cui chi lo guarda deciderà se è un'alba o se è un tramonto.
E allora un applauso davvero grande a chi ha realizzato il premio e congratulazioni e grazie per averlo fatto a Riccardo Biavati dell'azienda La Bottega delle Stelle di Ferrara e Patrizia Villani dell'azienda Capolab di Bologna. Un applauso per loro. E allora il personaggio CNA 2023 alla protezione civile, con grande riconoscenza per l'impegno e la dedizione nella gestione delle emergenze in tutto il territorio nazionale. Viene a ritirare il premio Marco Guardabassi, direttore dell'Ufficio Pianificazione e Interventi Infrastrutturali d'Emergenza, e lo consegnano il Presidente Cavini, il Segretario Benatti. Invito anche il premio ad arrivare. Facciamo la consegna del premio e naturalmente la foto di rito. Abbiamo tutti i fotografi pronti per immortalare questo momento e ricordarcene. Poi se Marco Guardabassi aveva piacere di dirci due parole, io volentieri gli cedo il microfono per appunto le sue parole, o se preferisce anche al podio. Grazie, sì, due parole, perché innanzitutto sono anche un po' emozionato per l'importanza del premio, per la bellezza del premio, come ci è stato anche descritto. Anche un po' emozionato, dicevo, dovendo parlare dopo i bravissimi oratori che mi hanno preceduto, però due parole volevo assolutamente dirle. Innanzitutto porto i saluti di Fabrizio Curcio, il capo dipartimento della Protezione Civile, che voleva essere fortemente qua con voi, mi ha pregato di dirvelo. Purtroppo era anche necessario che fosse bloccato a Roma, perché con il ministro Musumeci stavano proprio in queste ore affrontando il tema dell'emergenza dei Campi Flegrei. Abbiamo a breve un comitato operativo su questo, è un momento particolare che deve essere attenzionato dalla nostra struttura. Si è detto, io sono uno dei direttori del Dipartimento Protezione Civile. Il Dipartimento è un pezzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che è solo, diciamo, il vertice di un sistema che è composto da tanti attori, è composto dalle regioni, dalla Protezione Civile di tutte le regioni, è composto dalle forze dell'ordine, dalle forze armate, dai volontari fondamentali nel nostro lavoro e da tutti i tanti corpi di questo Paese che danno il loro apporto nella gestione delle emergenze, ma anche, questo noi ci teniamo sempre a sottolinearlo, nella prevenzione delle emergenze, perché naturalmente dobbiamo lavorare sempre in parallelo anche sul prevenire, e la prevenzione dovrebbe aiutarci ad evitare ovviamente che si verifichino le calamità. Ricordo i giorni del 15, 16, 17 di maggio. Io ero ovviamente presente insieme a tutti i colleghi al Dipartimento. Naturalmente eravamo in stretto collegamento H24 con la sala operativa regionale di Bologna, con i centri di coordinamento soccorsi delle prefetture, delle province interessate, con i centri operativi comunali di tutti i comuni interessati. Mi piaceva anche dire, io poi dopo alcuni giorni ho dovuto lasciare personalmente il comitato operativo perché dovevo andare a Mumbai. Perché a Mumbai? Perché c'era il working group sul DRR, il Disaster Risk Reduction, che è un'azione che il G20 a presidenza indiana quest'anno ha voluto intraprendere in attuazione del protocollo di Sendai. Protocollo di Sendai dal 2015, ora siamo a mid-term, fino al 2030 c'è un'azione che ci viene calata quindi dalle Nazioni Unite, poi ovviamente sede europea, il G20, fino al livello dei nostri centri operativi comunali, del volontario
c'è un'azione quindi verticale importante, ci sono tematiche di cui abbiamo sentito parlare prima che sono globali, è tutto connesso e quindi noi dobbiamo contemporaneamente, mentre gestiamo le emergenze, cerchiamo di coordinare le esigenze, dicevo prima, della prevenzione e del soccorso, dobbiamo anche pensare, non dico in grande, ma pensare che esistono delle politiche internazionali, nazionali, che dobbiamo calare nel quotidiano. Si parla per esempio nella sede internazionale, si parla sempre più e sempre fortemente di partnership pubblico-privato, della necessaria interazione del comparto privato con quello pubblico anche nella prevenzione e poi nella gestione di emergenze, ma soprattutto nell'attività di prevenzione e poi di risposta alle emergenze, quella che è la ricostruzione, quella che è il ricostruire meglio dopo l'emergenza. Io volevo dare da ultimo, poi volevo essere brevissimo, giusto due dati di quello che è stato fatto in quei giorni. In quei giorni, lo sa bene la vicepresidente Priolo, che saluto, come tutte le autorità civili e militari presenti, saluto tutti voi imprenditori che siete stati magari colpiti in quei giorni o avete come cittadini e come imprese. Noi eravamo presenti con la nostra organizzazione che dicevo prima, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, adesso non diciamo che siamo stati bravi, cerchiamo di fare il nostro dovere, quindi fa piacere ricevere il premio, molto, quindi il ringraziamento mio da parte del capo dipartimento, da parte della struttura tutta, che poi come dicevo prima si allarga a un sistema che è nazionale, ma facciamo semplicemente il nostro dovere. E nel fare il nostro dovere volevo leggere semplicemente alcuni dati, proprio pochissimi. In quei giorni abbiamo avuto la collaborazione strettissima di 12 regioni e province autonome, con un totale di 15.865 giornate uomo. Abbiamo avuto attività di volo con 506 operazioni per complessive praticamente 510 ore di volo, con 800 persone soccorse, 76 trasportate. Non sto a fare l'elenco di tutte le amministrazioni coinvolte, militari, forze dell'ordine, volontari, anche i gestori dei servizi essenziali, no? Come Enel, Snam, Italgas, le autostrade, l'ANAS, le ferrovie, i gestori della telefonia, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza. Abbiamo avuto, sono numeri comunque, credetemi, importanti. Mi piace ricordare la collaborazione europea. C'è stata la partecipazione dal 22 maggio al 5 giugno di moduli della Slovenia con 32 uomini e 16 mezzi, della Slovacchia, mi riferisco alle pompe alta capacità idrovora. Dicevo la Slovenia con 16 mezzi, 32 uomini, il modulo della Slovacchia 25 uomini, 8 mezzi, i francesi con 38 uomini, 25 mezzi, il Belgio con 14 uomini e 6 mezzi. Poi c'è stata l'attività, quella magari più burocratica, quella normativa, che è fondamentale, perché noi avevamo già la mobilitazione di inizio maggio per le piovosità, che ricordate meglio di me, l'inizio del mese di maggio, la dichiarazione dello stato d'emergenza. Il 16 maggio è stato convocato il comitato operativo che è rimasto in seduta presso il Dipartimento Nazionale, che è rimasto in seduta costante, stabile H24, e il 23 di maggio la dichiarazione dello stato di emergenza. Poi si è arrivati al 1 di giugno col decreto legge 61 e quanto ne è seguito. Questo era semplicemente per dare veramente due numeri, ricordare il nostro dovere, quello che abbiamo fatto in esecuzione del nostro dovere, perché portiamo quella polo blu che oggi
non ho con me, come i Vigili del Fuoco che ho visto prima, come i Carabinieri, la Guardia Finanza che ho visto qua e come tutti voi nel vostro lavoro quotidiano. Con questo io vi ringrazio ancora per questo premio che ci riempie veramente di gioia da parte di tutta la Protezione Civile d'Italia. Grazie. Grazie alla Protezione Civile, grazie a Marco Guardabassi, che pregherei di rimanere qui perché ho una richiesta per una foto col premio che adesso arriverà insieme a tutta la presidenza di CNA Emilia Romagna, quindi chiederei anche ai fotografi se possono avvicinarsi, così facciamo una bella foto tutti insieme, venite, così avrete anche ricordo di questo momento così importante. Io mi sposto perché è meglio. E allora grazie di nuovo alla Protezione Civile per tutto quello che fa per tutti noi. E adesso è giunto il momento di un'intervista e quindi chiamo qui la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo e la collega giornalista e direttrice del Resto del Carlino La Nazione, Il Giorno EQN, Quotidiano Nazionale Network, Agnese Pini, appunto per un dialogo con chi rappresenta la nostra politica. E quindi vi lascio la parola. Adesso i nostri ragazzi stanno allestendo tutto. In questo modo vi potrete accomodare e quindi dialogare insieme su questo argomento. Buonasera intanto Vicepresidente Priolo. Buonasera. Buonasera a tutti. E grazie per questo invito che a me fa molto piacere, immagino anche a lei. Noi tra l'altro abbiamo un tempo definito, dateci un giusto tempo, per, perché rischiamo di rimanere qua a lungo. La cosa da non fare è rubarne troppo di tempo e poi si diventa inutilmente lunghi. Intanto che ci dicono un tempo, io per introdurre la prima domanda volevo raccontarle una storia che abbiamo scritto sul Carlino proprio qualche giorno fa ed è una storia apparentemente molto, molto tenera, molto bella, in realtà dietro ha un sottofondo drammatico. È la storia di due fidanzati, Isabella e Giorgio, che appunto qualche giorno fa si sono sposati con una bellissima festa molto partecipata. Il punto è che si sono sposati in un hotel che si chiama Cavallino, che si trova a Faenza, dove loro vivono da 5 mesi, perché da 5 mesi hanno perso tutto. Dovevano sposarsi alla fine di maggio, ma con l'alluvione appunto che ha distrutto un pezzo di questa terra, hanno perso la casa, hanno perso la loro attività, hanno perso il tessuto sociale dentro cui erano immersi. Hanno dovuto rimandare il matrimonio e alla fine, siccome non si sbloccava nulla e appunto vivono lì ancora da 5 mesi, hanno deciso comunque di coronare il loro progetto di vita e di speranza e di rinascita, come sono tutti i matrimoni, nell'hotel che gli sta ancora dando un alloggio, una casa e un modo e un motivo per andare avanti. Allora le racconto questa storia che appunto è bella e drammatica insieme, perché ci dà uno spaccato di quello che ancora non siamo riusciti a fare per aiutare le decine e decine di famiglie sfollate. Le ricordo i numeri di che cosa è stata la Romagna, ma molto brevemente, ma perché ci danno davvero la dimensione, no, di questo disastro con pochi precedenti in Italia. 900 frane, 60 comuni coinvolti, 23.000 sfollati, 16 morti, 200.000 bambini coinvolti. Questi sono numeri di Save the Children, perché il territorio che
che ha travolto l'alluvione comprende in tutto 200.000 bambini e Save the Children ha fatto questo tipo di analisi perché le alluvioni non sono così diverse dalle guerre, proprio perché ti portano via la vita, ti portano via l'impresa, il lavoro, la casa, le speranze, e se sei un bambino ti rubano, insieme a un trauma difficile da ricomporre, anche un pezzettino di infanzia e di certezze. Questa lunga premessa perché arrivo invece a quella che è la polemica politica che tiene banco in questi giorni e che ancora io non sono riuscita a capire bene quale sia il termine della questione, appunto al di là della diatriba politica, e cioè la Regione dice e le amministrazioni locali dicono non ci sono abbastanza fondi, non sono arrivati. Il governo risponde non è vero, sono le amministrazioni che non chiedono i soldi, quindi regioni, comuni, enti locali. Allora proviamo a capire, ci aiuta a capire dove sta la questione. Ci doveva essere anche il sottosegretario Bignami e mi dispiace che non ci sia perché sarebbe stato interessante sentire due voci a confronto, ma ci aiuti fuori di polemiche a capire dove sta il problema. Beh, intanto comunque saluto il Vice Ministro che non è potuto venire, ma abbiamo più tempo così, altrimenti avremmo avuto meno tempo e ho più tempo per spiegare e per fare chiarezza, perché anche il commissario Figliuolo prima nella nota che avete potuto ascoltare ha detto le risorse ci sono, ma spieghiamo in che cosa consiste. Intanto permettetemi di ringraziarvi per il premio che avete consegnato al Dipartimento di Protezione Civile. Io ho anche la delega alla Protezione Civile, per cui sento un po' mio questo premio, perché lo sforzo che facciamo è sempre complesso. Adesso siamo in allerta rossa, peraltro il meteo non ci lascia tregua, insomma. Com'è la situazione sulle risorse che gli imprenditori in realtà conoscono benissimo e dove sta la verità? E perché noi tutte le volte proviamo a fare il confronto con quello che è successo nel 2012 col terremoto dal punto di vista dei provvedimenti? Allora, è vero che da quando è stato nominato il commissario Figliuolo sono state stanziate, l'ho spiegato anche questa mattina in aula, sono state stanziate risorse in dotazione al commissario, aggiuntive a quelle che erano state dopo la dichiarazione dello stato di emergenza che è stato citato prima. Il 23 di maggio, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, successivamente è stato fatto il decreto legge 61, con il quale venivano stanziati sostanzialmente 200 milioni nel Fondo Nazionale per l'Emergenza. Ma noi già all'epoca avevamo stimato un danneggiamento di 8,6 miliardi in tutte le sue componenti e le sue complessità, patrimonio pubblico, patrimonio privato e ricostruzione. Quindi 200 milioni evidentemente era una cifra troppo lontana da un impatto. Le statistiche ci stanno riconsegnando questo evento come un evento catastrofico mai avuto in Italia. Dopo proverò a far vedere un'immagine che ho portato dietro, perché forse non c'è fino in fondo la consapevolezza di che cosa abbiamo vissuto e dobbiamo ancora fare. Però da questo punto di vista 200 milioni erano oggettivamente molto pochi, però abbiamo fatto subito un provvedimento. Insieme al Dipartimento abbiamo deciso per la prima volta, non era mai stato adottato, di provare a fare lo stanziamento classico che si fa in queste emergenze per i cittadini e per le imprese, con il provvedimento da 5.000 euro per i cittadini, facendo un'anticipazione da 3.000 euro senza chiedere al cittadino nessuna documentazione. L'unica cosa da attestare è che il cittadino era stato oggettivamente alluvionato. Ora, questa semplice domanda ha portato a distanza di poco tempo la presentazione di 23.000 domande per un fondo già erogato di 70 milioni di euro. Stiamo parlando di una cosa piccolissima, perché l'impatto stimato è su 70.000 edifici e 15.000 imprese. Stiamo parlando di numeri molto importanti. A questo punto c'è stata la diatriba, che voi conoscete bene, della nomina del commissario come commissario alla ricostruzione, e quindi la decisione politica, perché è una decisione politica, di non nominare il Presidente come commissario della ricostruzione. Badate che dal punto di vista della norma nazionale i Presidenti di Regione sono sempre commissari per il dissesto. Quindi non si può non dire che sia stata fatta una scelta politica, perché questo è quello che è successo. Dopodiché
La nomina del commissario Figliuolo con il decreto legge 88 è il primo stanziamento importante, io lo riconosco, importante di risorse. Le risorse che con questo decreto, che poi è diventato la legge 100, ha il commissario sono 800 milioni sul 2023, 750 milioni sul 2024 e 600 milioni, 640 sul 2025 per la ricostruzione, no, per le opere del danneggiamento pubblico. Con il decreto di nomina del commissario erano stati stanziati soltanto 100 milioni aggiuntivi ai 200 del Dipartimento per i cittadini, per l'assistenza alla popolazione. Tenete conto che di questi importi una parte viene conservata dal commissario per le spese di cui lei parlava, cioè i cittadini in questo momento alcuni sono a casa della mamma, a casa della nonna, a casa di un amico, quindi sono in autonoma sistemazione o in alcuni casi sono in albergo, come nel caso della coppia che si è sposata, e quindi queste spese vanno sostenute. 100 milioni per i cittadini e per le imprese non sono lontani, sono anni luce lontani dal fabbisogno del nostro territorio, perché da questo punto di vista noi abbiamo stimato intorno ai 4 miliardi il fabbisogno per le imprese e per i cittadini. È iniziato quindi, come dire, un percorso importante di anche confronto, cioè ci servono anche questi momenti. Abbiamo dovuto attenzionare al governo il fatto che queste risorse, questi 100 milioni, non potevano assolutamente essere sufficienti per i nostri cittadini. Non siamo di fronte al terremoto. Un'alluvione richiede rapidità, cioè il cittadino non deve ricostruire casa, non abbiamo un'opera infrastrutturale da fare, non dobbiamo fare il consolidamento sismico, bisogna intervenire sulla pulizia delle case, sulla tinteggiatura, sull'impianto elettrico e sui mobili. Questo è quello che succede nelle alluvioni. E in genere non occorrono anni, serve speditezza. Per evitare che le persone stiano in albergo le dobbiamo far ritornare a casa. Non abbiamo un'opera infrastrutturale da fare, non dobbiamo fare il consolidamento sismico. Bisogna intervenire è l'effetto alluvione, sulla tinteggiatura, sull'impianto elettrico. Casomai non aveste capito. Questo è quello che succede nelle alluvioni. E in genere non occorrono anni, serve speditezza. Per evitare che le persone stiano in albergo le dobbiamo far ritornare a casa. Non abbiamo un'opera infrastrutturale da fare, non dobbiamo fare il consolidamento sismico. Bisogna intervenire è l'effetto alluvione, sulla tinteggiatura, sull'impianto elettrico. Casomai non aveste capito. Questo è quello che succede nelle alluvioni. E in genere non occorrono anni, serve speditezza. Per evitare che le persone stiano in albergo le dobbiamo far ritornare a casa. All'interno del quale vengono inseriti 149 milioni solo per le imprese. Quindi diventano 249 milioni in dotazione del commissario per famiglie ed imprese. Ricordatevi sempre i 4 miliardi. Nel frattempo il patrimonio pubblico, cosa fa il commissario? La prima ordinanza sulle somme urgenze, cioè questo territorio non ha aspettato di avere i fondi per poter intervenire in modo urgente. Hanno fatto tutti interventi in somma urgenza, chi la regione, chi i comuni, chi le province, chi i consorzi, i gestori. Abbiamo smaltito 150 milioni di tonnellate di rifiuto, 47 milioni di euro di rifiuti. Ora tutti questi interventi noi li abbiamo fatti tutti in anticipazione economica, quindi la prima ordinanza che il commissario ha fatto importante è stato lo stanziamento per le somme urgenze, è un'ordinanza di agosto, di 413 milioni di euro, di cui 289 sul 2023. Vedo che è collegato il Vice Ministro. Quello che dicono in questo momento di queste risorse è che queste risorse stanno un po' alla volta, i comuni stanno chiedendo la liquidazione, i comuni, la regione, insomma i gestori, la liquidazione di quanto anticipato. Nel frattempo, insieme alla struttura commissariale, stiamo lavorando alle altre ordinanze, quindi l'ordinanza degli interventi urgenti che è uscita recentemente e che serve per finanziare i corsi d'acqua. Quindi, primo stanziamento da 400 milioni su
2023 e 2024, secondo stanziamento di 233 milioni sempre sul 2023 e il 2024. Siamo in attesa che arrivi l'ordinanza a cui abbiamo dato l'intesa per le strade, sono 700 milioni sempre sul 2003 e il 2024, ma è un susseguirsi di provvedimenti che ha, come dire, questa vista, questa luce. Nel frattempo, con la conversione del decreto 104 sono state inserite ulteriori risorse a favore del commissario, che complessivamente adesso per cittadini e imprese ha una dotazione di 519 milioni, che è quello che ci serve per le 2 ordinanze di imprese e cittadini, a fronte comunque del fabbisogno di cui vi parlavo prima. Quindi c'è uno stanziamento, ma non c'è l'immediata possibilità di utilizzare le risorse. Dobbiamo attendere queste ordinanze, poi le imprese dovranno fare le perizie asseverate, eccetera, eccetera. Questo richiede un po' di tempo. Devo dire che ho letto con favore oggi che il governo sta mettendo in finanziaria, e questo per noi è molto importante, sta mettendo in finanziaria, lo dico come anticipazione, il credito d'imposta. Lo stavamo chiedendo dall'inizio. Quando abbiamo avuto il terremoto nel 2012, il credito d'imposta venne deciso un mese dopo. Vicepresidente, nel frattempo ci ha raggiunto anche il Viceministro Galeazzo Bignami, che forse vediamo collegato, io lo vedo nel monitor piccolo, ma non so se si può far vedere anche in quello grande, in modo che il pubblico possa guardarlo e ascoltarlo. Intanto sento se ci sente? Vicepresidente, nel frattempo ci ha raggiunto anche il Viceministro. Eccolo, buonasera. Sì, un bel po' sconfortato da quello che ho sentito dire anche. Guardi, le rifaccio la domanda, non so se, perché io ho visto adesso che era collegato, non so se ha sentito la mia domanda Sì, ho sentito iniziale. anche molte inesattezze, ma non c'è problema. Sì, è qua apposta per replicare, non era collegato all'inizio. Vice Ministro, sono qui, non c'è problema. Quindi siamo partiti da sole perché non sapevamo che ci fosse. Ma rifaccio la domanda, e la domanda che avevo fatto... Purtroppo non sento più adesso. Io ho sentito l'intervento del professor Ricca Foscari, ho sentito il saluto di Marco Guardabassi che ricambio, l'intervento di Ciacolò. Ho sentito tutto, mi dispiace che abbiate detto che non ero presente, ma ero presente, però non ho adesso il ritorno audio vostro e speravo che ho sentito le tante inesattezze della Priolo. Adesso mi sente, però, Vice Ministro? Purtroppo non vi sento e se non fosse ci sente. possibile per me Qualcuno sa sarebbe usare il prezioso. linguaggio dei segni? No. Mi sente? Mi Ho vede? sentito che avete detto che non ero presente, ho sentito che avete detto che così avete più tempo, mi dispiace rompervi le scatole, ma se mi date l'audio posso anche interagire. Vice Ministro, deve esserci stato un malinteso, perché appunto sapevamo Direttrice, che io non dalle era 17:30 che sono collegato. Adesso ci sente, no? Beh, evidentemente c'è stato Io dalle 17:30 c'è stato un qui pro quo, ma credo se mi date l'audio intervengo, diversamente credo non intenzionale. No, non ci sente. Io provo a rifarle la domanda, facciamo così, se lei mi sente andiamo avanti, altrimenti Direttrice, mi fa un chiedo cenno. scusa, ma non sento. Non ci sente. È un po' il paradigma di quello che succede con l'alluvione, il governo parla, ma purtroppo allora provo non riesce a dialogare. Provo, scusate, però proviamo a rifare la domanda al Vice Ministro Bignami. Allora, la mia domanda era proprio questa. Cercavo un po' di chiarezza tra voi, visto che avevamo questa occasione. Stiamo cercando anche noi di risolvere, ma non voglio interrompere, proviamo in separata sede a risolvere i problemi e intanto vi auguro buon lavoro e proverò a informarmi. Se poi dopo riusciamo a ripristinare bene, diversamente allora ci faccia sapere. Intanto mi perdonerete se non riesco a sentire cosa dite, mi stacco, che magari staccandomi riesco a risolvere il problema che impedisce questo tema audio. Chiedo scusa per il disturbo intanto. Allora, vediamo se si risistemare questo problema di audio con il Vice Ministro Bignami. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra chiacchierata.
Ho riportato numeri di provvedimenti di legge, sono verificabili, verificabili. Ma io direi che non usciamo dalla polemica, che diventa... No, ma guardate... non ribattiamo le polemiche. Queste emergenze sono complesse da gestire. Se noi pensiamo che con la bacchetta magica si arrivi, si riesca a fare i provvedimenti sempre perfetti, non è così. Quando ci fu il terremoto sono stati tanti i provvedimenti successivi che sono stati fatti. L'immediatezza della risposta era quella che ha consentito subito al sistema di comprendere le regole del gioco, tra virgolette, no? Oggi le regole del gioco stanno arrivando un po' alla volta, non dico senza stanziamento, ma alle imprese e ai cittadini ancora in questo momento le risorse non sono arrivate, c'è lo stanziamento, non è uno stanziamento completo, siamo contenti che ci sia il credito d'imposta, lo abbiamo chiesto da 7 mesi, evidentemente anche le richieste che stiamo facendo vengono riconosciute come valide, perché altrimenti non ci sarebbe il provvedimento normativo, altrimenti non avrebbero stanziato altri 515 milioni a favore del commissario, perché noi abbiamo bisogno in questo momento di supportare i cittadini. Quindi ci sono in parte le risorse, sono le risorse per le opere urgenti, però dovremo cercare di capire per la vera e propria ricostruzione quando e se ci saranno le risorse, perché ancora i progetti speciali posso farle non una ci domanda, sono. Perché sennò qui è tutto un comizio dietro Sì, avete ragione. Io sì. non riesco a fare il mio lavoro e mi scoccia. Ora vediamo se si ricollega il vicepresidente, il vice ministro Bignami. Andiamo avanti con la nostra conversazione. Lei poco fa ha citato un numero, 23.000 richieste da parte di cittadini e imprese. A me risultava un numero addirittura più grande. Sono cittadini. 24.000 mi risultava. Sono i cittadini che hanno chiesto il CIS. Ok, a oggi mi risulta sempre, però appunto magari mi sbaglio, che le richieste soddisfatte siano soltanto 109. Quelle del saldo, Esatto. Dei 2.000 euro di differenza, sì. Quanto dovranno aspettare gli altri 23.900 persone che hanno fatto richiesta? In realtà le 200 oggi sono 258, le 258 sono su 1.000 domande presentate a saldo. A seguito della richiesta dei cittadini stessi abbiamo prorogato, in accordo con il Dipartimento, il termine per la presentazione anche dell'acconto alla fine di ottobre. Pertanto, e quanto tempo ci vorrà perché abbiano i soldi di cui hanno bisogno, di cui hanno fatto richiesta? No, ma li devono soltanto, come dire, presentare, perché delle 23.000 soltanto 1.000 per ora hanno chiesto il saldo. Mano a mano che arrivano le richieste, i comuni le lavorano e poi mandano al Dipartimento per il saldo. Il problema è che in questo momento alcuni cittadini stanno ancora completando le opere dell'acconto e alcuni stanno ancora presentando la domanda di acconto, a cui abbiamo dato la possibilità di presentarla fino alla fine di ottobre. Prima era ad agosto la scadenza, adesso è stata spostata ad ottobre. Quindi diciamo un susseguirsi, il numero quindi dei 70 milioni crescerà. Quindi il tema è che adesso, a fronte dell'anticipazione, i cittadini devono presentare lo scontrino piuttosto che la fattura delle spese che hanno sostenuto. Quindi stanno raccogliendo il materiale e mano a mano che lo presentano i comuni lo lavorano e il Dipartimento poi dopo per il tramite della trasmissione che fa la Regione lo liquida. Come sapeva lei erano 105 il giorno scorso, sono già 258, quindi è un lavoro in progress, però è stata una risorsa questa, una boccata d'ossigeno molto importante. Siamo lontani dal fabbisogno complessivo, perché il contributo di immediato sostegno aveva lo scopo di consentire ai cittadini di fare le prime operazioni per poter tornare nelle proprie abitazioni. Non abbiamo coperto le pertinenze, cioè ci sono una serie di azioni che ancora non abbiamo messo, come dire, in lavorazione. A proposito di boccate d'ossigeno, è una notizia sempre degli ultimi momenti, sono state assunte, verranno assunte 250 persone nei comuni, negli enti locali, nelle amministrazioni pubbliche, necessarie a processare prima e meglio tutta una serie di pratiche burocratiche che sono complesse, come lei sa, in queste circostanze. È un numero, bene, cioè, quando arrivano persone nuove le prendiamo, ma è un numero sufficiente a fronte dell'emergenza oppure no? Andiamo, sì. È un numero che intanto è un punto di partenza, quindi io lo leggo sempre con positività. Secondo me è comunque un dato positivo. Nell'essere un dato positivo sono 250 risorse per 2 anni, sono 24 mesi, sono 23 milioni per 2 anni.
Ricordate sempre che non è ricompresa soltanto l'Emilia Romagna, ma sono ricomprese anche Marche e Toscana, per cui una parte di questi 250 dovrà andare necessariamente a favore di quelle due regioni. C'è un lato che dovremo scoprire quanto sia positivo, perché c'è la possibilità di assunzione soltanto tramite scorrimento delle graduatorie, che secondo noi è limitante perché ci sono poche graduatorie in questo momento, e soprattutto perché tutta la pubblica amministrazione, ma lo sapete anche voi, è in ricerca affannosa di dipendenti a seguito anche di tutte le misure del PNRR e quant'altro. Quindi non siamo certi che ci siano abbastanza risorse in scorrimento graduatorie, però intanto è un punto di partenza. Io ho incontrato province, unioni e comuni per chiedergli di tirare fuori già un modello organizzativo che possa soddisfare le loro esigenze, perché non servono soltanto per fare le pratiche di accesso dei cittadini e delle imprese, ma questi comuni devono fare i famosi 700 milioni di opere, per cui hanno bisogno di RUP, hanno bisogno di direzione lavori, hanno bisogno di centrali di committenza, quindi il lavoro è tanto. Saranno sufficienti? Probabilmente no, però devo anche dire che insieme alla struttura commissariale abbiamo condiviso la possibilità di usufruire, come dire, delle società in house dello Stato, quindi Invitalia da una parte e Fintecna dall'altra. Lo avevamo già fatto con il terremoto e per noi è un punto molto positivo, soprattutto per la lavorazione delle pratiche e delle domande. Quindi proviamo a mettere insieme un'architettura che ci possa aiutare a gestire la complessità. Facciamo un passo indietro, perché abbiamo parlato appunto di come si sta svolgendo la parte di presa in carico delle conseguenze dell'emergenza, ma lei ricordava che l'evento che c'è stato a maggio è un evento appunto senza precedenti per potenza climatica. Detto questo, però, il territorio, lo abbiamo scritto, lo abbiamo raccontato, non era abbastanza preparato, a prescindere dal dato emergenziale, per reggere quelli che comunque stanno diventando eventi climatici sempre più frequenti, no? Con cui dovremo abituarci probabilmente a fare i conti. C'erano quasi la metà delle casse di espansione che erano state preventivate, non erano ancora state portate a termine, mancavano anche quelle già esistenti, in realtà poi non hanno netto l'urto, e questo ci racconta appunto che quello che abbiamo vissuto è stato effettivamente un evento fuori controllo. Ma pensando appunto a quello che è accaduto e quello che potenzialmente può riaccadere, come si sta preparando il territorio? Se si sta preparando, se è pronto ad affrontare una sfida che guarda da vicino gli imprenditori, ovviamente, perché poi noi abbiamo parlato adesso soprattutto di famiglie, ma il contraccolpo economico delle imprese che sono state travolte dall'alluvione, insomma, è sotto evidente. gli occhi di tutti. Noi stiamo provando ad operare su 3 binari contemporaneamente. Le opere urgenti che vanno fatte sono strade da una parte per riprendere alcune frane, gli interventi sui corsi d'acqua naturali e artificiali. Sono quei 400 milioni più 700 più altri 230 che sono nelle ordinanze del commissario. Questo io dico sono le cerotte sulle ferite, i cerotti sulle ferite che dobbiamo assolutamente mettere in questo momento. È necessario farlo perché a ogni pioggia potrebbe succedere qualcosa che noi non vorremmo vedere. La vera e propria ricostruzione è quello che stiamo iniziando a costruire, e insieme al commissario Figliuolo dovremo fare i famosi progetti speciali. Nella legge 136 è stato, come dire, posticipato correttamente il termine al 1° aprile per la presentazione dei progetti speciali, perché significa guardare le statistiche che sono completamente stravolte. Noi abbiamo avuto eventi con tempi di ritorno che vanno dai 200 ai 500 anni. Per i tempi di ritorno di 500 anni non esiste un'opera idraulica di contenimento, nel senso che non c'è una progettazione all'altezza di contenere un'opera con un tempo di ritorno di 500 anni, quindi bisogna mettere in campo tantissimi interventi. Questi progetti richiederanno, come dire, la definizione di progetti speciali, ma anche quello che è il quadro economico che si portano dietro. Non do un dato mio, è un dato di ISPRA. La media in Italia per fare opere sulla difesa del suolo è intorno ai 6 anni. È evidente che quindi la ricostruzione richiederà, in Emilia Romagna la media è 4,4 anni, ma anche se, come dire, 1 anno e mezzo in meno, però è comunque un tempo non banale, perché la costruzione di opere idrauliche è complessa. Quindi dobbiamo fare una strategia di breve, di medio e di lungo periodo.
e insieme all'autorità di bacino, che è l'autorità di emanazione del Ministero dell'Ambiente, che lavora sulla programmazione del bacino e quindi dei corsi idrografici, stiamo iniziando a ragionare anche di quegli interventi in emergenza da mettere in campo in caso di piene, prevedendo anche la possibilità di avere ambiti di allagamento controllato in base a quello che è stato l'evento che abbiamo vissuto in questo momento. Lo stiamo studiando, quindi noi dovremo mandare avanti strategie come dire, stratificate e non dovremmo fermarci. Però io volevo far vedere le immagini di cui parlavo, perché dovremmo capire veramente che cosa è successo guardando, se si può, il contributo che ho chiesto di mandare in onda. Sono 4 foto, non è un video lungo. Allora, questa è Modigliana, prima dell'evento, Modigliana in provincia di Forlì Cesena, voi sapete il territorio più colpito in assoluto da frane. L'immagine dopo è Modigliana dopo l'evento. Voi vedete la devastazione che ha avuto del proprio territorio, quelle lingue di fango che vedete è quello che è successo e che è andato a finire dentro i nostri fiumi. L'immagine successiva, questa è Predappio, sempre nella collina di Forlì Cesena. Guardate com'è verde, com'è bella, com'è rigogliosa. E questo è Predappio adesso. Questo è quello che è successo in Emilia-Romagna. Noi non abbiamo, all'inizio avevamo 900 frane. Il censimento, stiamo finendo la carta del dissesto, ce ne sta riconsegnando 56.000. Quindi noi abbiamo visto le immagini impattanti dell'alluvione a valle, di quello che tutto ciò che da monte è venuto giù si è portato dietro, ma il problema della ricostruzione vera sta tutta in quelle immagini che avete visto. Noi è dalla montagna che dovremo ricostruire il nostro territorio per avere la sicurezza in pianura. E questa è la parte più complessa, difficile. Di queste frane ne abbiamo avute alcune in scorrimento roccia che non sono tipiche del nostro territorio. Anche i nostri geologi dell'università le hanno classificate come inusuali e come mai viste in questa potenza, perché in genere un evento come questo si porta 2 o 3 frane di scorrimento roccia, sono frane molto importanti da diversi metri quadrati, ne abbiamo avute più di 200. Quindi eravamo pronti per un evento del genere? No. Probabilmente questo è l'evento che ci porterà dietro il ripensamento complessivo del sistema, perché comunque l'evento lo abbiamo avuto e non è da escludersi che eventi del genere tornino nuovamente a capitare. Certo, i cambiamenti climatici finalmente non sono più negati da nessuno, sono un'evidenza, ma non sarà un lavoro semplice. Però qua ho persone che non soltanto si sono rimboccate le maniche, ma che saranno parte della nostra ricostruzione, che saranno parte di quel sistema delle imprese che anche insieme a noi torneranno a risanare il nostro territorio. Lei ha parlato giustamente della ricostruzione che deve partire dalla montagna e in questo c'è un tema doppio secondo me, c'è quello della ricostruzione materiale, ma poi c'è anche tutto il tema della ricostruzione morale dei territori, che quando accadono eventi come quello che sono accaduto è ancora più complesso, perché se per fare ricostruzioni materiali ci vogliono anni, nel nostro paese anche decenni, quella morale a volte non si recupera più, perché quando ci sono paesi isolati dalle frane significa che spesso quei paesi vengono abbandonati e quindi significa perdere un pezzo della nostra storia, della nostra memoria, delle nostre tradizioni. La risposta a tutto questo sarebbe acceleriamo la ricostruzione materiale, e vediamo, no, quanto è complicato e quanto è poco plausibile pensare che si possa fare in un tempo breve. Come si fa a non perdere un pezzo di quella che è la storia di questa terra e di questa regione e che l'alluvione si è portato già via forse? Allora, intanto la montagna è una ricchezza da tanti punti di vista, non basta ricostruire, bisogna investire
Intanto a partire dalle imprese agricole, e quindi fare in modo che i finanziamenti anche sulle imprese agricole ci aiutino alla manutenzione buona del territorio e ad avere delle imprese sane e solide che riescano ad aiutarci appunto nella difesa del suolo. E poi bisogna continuare ad investire in quelle comunità. È recente il provvedimento che abbiamo fatto per i nidi gratuiti in montagna. Cioè noi abbiamo bisogno da questo punto di vista di potenziare i servizi a favore della montagna, l'abbiamo fatto con i provvedimenti delle aree interne, abbiamo investito sulle giovani coppie. Per noi è una ferita importante questa, perché dopo il Covid la montagna era diventata, non soltanto in Emilia Romagna ovviamente, ma questi territori erano diventati di nuovo luogo, come dire, di vita e di investimento, un po' anche a fronte della digitalizzazione di cui si è parlato prima, lo smart working, la possibilità di lavorare a distanza e quindi di insediare nuove attività. Dovremmo continuare ad investire in questo modo. È vero, c'è anche un aspetto psicologico e quindi non soltanto di sostegno, perché comunque c'è un trauma che va sanato. Noi abbiamo attivato anche tutto il sostegno proprio psicologico post-evento. Sarà fondamentale continuare in questa direzione, ma sarà fondamentale continuare a crederci. Non possiamo smettere di investire. È l'unica risposta. La montagna è una risorsa e continuerà ad esserlo fin tanto che sarà popolata. Se la montagna si spopola, noi quello che abbiamo visto, come dire, sarà un effetto pervasivo ulteriore, ma soprattutto è una ricchezza talmente importante e straordinaria che serve da questo punto di vista anche la valorizzazione del nostro territorio, e dobbiamo anche capire che comunque il cambiamento climatico sta determinando nuove attività che noi dovremmo valorizzare in montagna e che banalmente, come dire, non abbiamo più neve e quindi bisogna investire sui sentieri, la sentieristica, la possibilità di avere, come dire, investimenti anche in questo campo sulla mobilità sostenibile. Bisogna avere un approccio, come dire, omnicomprensivo, non verticale ma orizzontale su tutte le politiche che noi dobbiamo mettere in campo. Poi c'è un valore che è quello paesaggistico, la nostra montagna è straordinaria, quelle che vediamo sono ferite, sembra quasi la desertificazione della montagna, fanno impressione. Ecco, noi dovremmo invece ritornare ad investire anche sul paesaggio, sulla forestazione. Sono venute giù le foreste. Tipicamente da piccola mi ha sempre detto che la foresta evita, come dire, la frana. Evidentemente anche sulla foresta bisognerà fare un altro tipo di investimento, ma sono i nostri polmoni, sono fondamentali e quindi dovremo cercare di investire. E poi, come avete visto, abbiamo avuto anche il terremoto, sempre in queste zone. È un momento duro per l'Emilia Romagna, però credetemi, noi siamo tutti solidi e quindi proveremo comunque a continuare ad andare avanti con il sistema, con le imprese, il sistema amministrativo, il sistema vostro, insomma. Prima Licia Colò parlava della signora di 85 anni, mio padre ne ha 86, è un socio CNA, continua ad andare in officina. 2 anni fa si è operato al tunnel carpale. E quando era il periodo del Covid e ancora bisognava andare tutti con le mascherine, non potevo entrare, non potevo assistere, quindi sono rimasta fuori. Quando è venuto fuori il medico ha detto: signora, suo padre può tornare in officina. Insomma, quindi che dire, è una bellissima terra che sa costruire queste straordinarie energie. Abbiamo credo tempo ancora per una domanda, mi guardo intorno ma dovevamo avere una mezz'oretta, quindi secondo me ci siamo. E vorrei chiederle questo per concludere, visto che siamo a CNA, c'è un tema, no? Quando parliamo di economia green, ecosostenibilità, cambiamento climatico, che mi stupisce sempre molto, cioè le imprese, soprattutto in una terra, no, che fa dell'imprenditoria a diversi livelli e con varie sfaccettature, parte integrante del suo DNA, sono spesso più avanti, più lungimiranti della politica su questi temi. E politica metto dentro tutto, al di là dei colori partitici. In questo caso, secondo me, destra e sinistra hanno fatto poca differenza negli anni in questo paese. Tra l'altro, a differenza di quanto succede in Francia, in Germania, dove c'è molta più consapevolezza politico-istituzionale sulla necessità di fare investimenti in questo senso. Gli imprenditori di questa terra e soprattutto della Romagna alluvionata, che sono in particolare legati al mondo agricolo e che quindi ha a che fare in maniera diretta col cambiamento climatico, abbiamo visti gli effetti, chiedono, invocano delle politiche, degli investimenti precisi che utilizzino anche le tecnologie che oggi abbiamo già a disposizione
per invertire una rotta, invertire una tendenza. Perché la politica è così sorda? Mi rendo conto che la domanda sia un po' ampia, però davvero racconta molto, credo, del nostro Paese a vari livelli, dalle amministrazioni locali. Prima Licia Colò parlava di quanto è difficile fare tutto, anche in termini di energia, per esempio di energia rinnovabile, in territori dove ci sono sempre delle ostilità a diversi livelli verso il cambiamento. Ecco perché è così difficile rispondere a quelle che sono richieste dell'economia e dell'impresa, prima ancora che dell'ideologia. Allora, intanto in Italia c'è una brutta malattia, l'approccio emergenziale. Si lavora sempre per emergenze e non si lavora programmando e pianificando. Vale tanto per il dissesto quanto per le politiche della transizione ecologica. Sul dissesto non c'è una prevenzione strutturata, non c'è una visione, come dire, che non affronta l'argomento se non quando abbiamo un'alluvione o un'emergenza di un altro genere. La stessa cosa un po' anche per l'energia, se ci pensate, c'è un'emergenza, si corre il rigassificatore, noi pronti, diciamo bene, c'è bisogno di farlo e lo facciamo. E questo un po' perché fa il paio con i tempi che vive la politica, che sono anche i tempi un po' del consenso. Questa è una malattia che noi abbiamo nel nostro sistema paese, e quando tu insegui il consenso, insegui da questo punto di vista anche quello che è il grido ultimo che ti arriva e che provi ad inseguire, perché la politica della programmazione di lungo periodo non è quella che ti dà un immediato ritorno, non è quella che ti dà, come dire, il ritorno di grido, perché gli investimenti, voi lo sapete, vanno in ammortamento e ritornano dopo dal punto di vista dell'efficacia delle politiche. Quindi questo è un tema non indifferente, perché noi nel 2022 avevamo l'emergenza siccità, non se ne parla più, poi adesso abbiamo l'emergenza alluvione, l'emergenza energia. Insomma, questo è un po' un aspetto che ci riguarda e che non va tanto bene, però è anche vero che c'è una volatilità tale anche nel consenso elettorale che diventa anche complesso fare politiche di lungo periodo. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che le politiche che vanno verso la transizione richiedono anche la capacità di gestione del conflitto che ne discende. Ogni scelta è un conflitto e bisogna saperlo gestire. Da questo punto di vista non c'è dubbio, però è vero che le imprese sono già più avanti. Alle volte le imprese non ti dicono di no, ti dicono dove vuoi andare, e quando tu dici dove vuoi andare, però devi mantenere quella strada. Ecco, l'altra malattia che abbiamo nel nostro paese è la famosa tela di Penelope. Si fa e poi si disfa, quindi si va avanti e poi si torna indietro, e non c'è mai, come dire, un piano strategico forte che vada avanti, che dica l'obiettivo è quello, si rimane fermi lì, si lavora in modo programmato e a questo punto, come dire, il sistema va avanti. Licia Colò prima diceva una cosa e io sono perfettamente d'accordo: l'ambiente e la tecnologia non sono nemici. Io ho approvato il piano dei rifiuti e io ritengo che il piano dei rifiuti non sia un piano ambientale, è un piano industriale. Non puoi raggiungere gli obiettivi di una raccolta efficiente se non hai gli impianti adeguati. Ma neppure l'ambiente e il lavoro sono nemici, perché poi a volte c'è assolutamente. questo Faccio un tipo esempio. Abbiamo autorizzato un impianto di lavorazione del vetro. Noi non eravamo autosufficienti nella raccolta, ma nel recupero del vetro. Portavamo fuori dalla regione il recupero del vetro, abbiamo autorizzato un impianto, siamo diventati autosufficienti, non lo esportiamo più, quindi l'impatto ambientale si è ridotto, abbiamo creato una nuova filiera perché abbiamo creato nuovi posti di lavoro. Questa è la politica industriale che l'ambiente si porta dietro e la politica del lavoro. Certo che non è nemico, ma quanto ci sta costando sulla pelle dell'Emilia Romagna negare che esiste il cambiamento climatico, quanti soldi in più sulla prevenzione potremmo mettere, che sono soldi evitati della gestione dell'emergenza. Questo è l'approccio che noi dobbiamo costruire, però è sempre difficile perché anche il contesto internazionale, per carità, il contesto internazionale determina anche delle scelte che cambiano e lo stiamo vedendo in questo momento. Però la mancanza di una programmazione solida che duri nel lungo periodo diventa un problema per il nostro sistema paese. Guardate, senza neutralità carbonica, ma è stato detto in apertura dal Presidente, cioè noi dobbiamo arrivare alla decarbonizzazione, noi abbiamo bisogno di arrivare a quell'aspetto lì. L'Italia è un hotspot, noi i cambiamenti climatici li avremo sempre più importanti rispetto ad altre realtà.
Per cui l'investimento sono costi evitati. Il piano della qualità dell'aria ci fa risparmiare da qui al 2030 460 milioni di costi evitati, 440 scusatemi, di costi evitati, di cui 437 della sanità. Quindi investire significa risparmiare, ma questo voi lo sapete. Dopodiché è evidente che il sistema delle imprese, non soltanto, anche quello della finanza, adesso la tassonomia ti dice che tu puoi ricevere un finanziamento soltanto se il tuo finanziamento è per un investimento sostenibile. Noi dobbiamo da questo punto di vista essere, come dire, più convinti e non dire che quello che è successo quest'estate è sempre successo, che i ghiacciai si stanno sciogliendo, che le piogge ci sono sempre state, perché la scienza ci sta dicendo chiaramente che siamo nella strada del non ritorno se non invertiamo la tendenza. Vuole dire una parola di ottimismo a questi imprenditori? Perché secondo me se escono di qua no. e non vanno nemmeno a cena. No, ma io ho parlato di ambiente come politiche industriali. Stiamo raggiungendo le performance migliori, cioè l'Emilia Romagna in questo, come dire, è sempre riuscita a raggiungere le sfide che si è posta. Io sono sempre molto ottimista, io so che ce la possiamo fare, ci dobbiamo però credere tutti, a partire da voi, i cittadini e la politica. Se ci si crede ci si riesce, quindi io, come dire, vi prego come sempre, discutiamo, ma poi andiamo avanti come un treno. E così abbiamo finito bene, direi. Con lieto fine. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie davvero. A voi. Grazie per questo onore, è stato un piacere come sempre. Anche per me. Grazie davvero. Prima di scendere dal palco c'è un piccolo omaggio per voi che adesso vi verrà consegnato dal Presidente e dal Segretario. Due parole velocissime. Abbiamo appena sentito il Vice Ministro, ci sono problemi tecnici, quindi non è possibile collegarsi, faremo la prossima volta. Grazie. Allora adesso facciamo un'altra foto e poi dopo ci avviamo verso le conclusioni di questa serata. E chiamo quindi al podio il segretario generale di CNA, Otello Gregorini, per il suo intervento. Buonasera a tutti. Grazie Presidente, grazie Segretario per l'invito a questa Assemblea regionale, una CNA molto importante che contribuisce con tutte le CNA a fare della nostra una grande associazione. Ovviamente saluto tutti i dirigenti, la Presidenza, i dirigenti della CNA dell'Emilia Romagna, gli altri dirigenti delle altre regioni, le autorità, i graditi ospiti e relatori che mi hanno preceduto e ovviamente tutti voi che siete intervenuti, che siete il nostro riferimento. Noi ci siamo finché ci siete voi, quindi dobbiamo sempre partire da questo presupposto. Io non ho la scaletta, ho cercato di ascoltare attentamente il confronto, il dibattito che la relazione del Presidente ha messo sul tavolo. Io di solito faccio così, cerco di portare a casa il dibattito, il confronto, le osservazioni che vengono poste. In un incontro come queste ne sono state fatte tante. Se ci riesco voglio portare il mio contributo, perché come io uscendo mi porto qualcosa, spero che anch'io possa darvi qualcosa su cui farvi riflettere. Direi che per semplificare, vista l'ora e non abusare della vostra pazienza, mi limiterò alcuni minuti a fare due considerazioni, due riflessioni, uno sull'attuale, sul momento, e uno sulla prospettiva, la sfida, l'altro mondo, che era il messaggio e che ci invitava alla riflessione la relazione del Presidente. Ecco, sull'attuale, molti di noi si pensava che l'emergenza fosse il Covid, una volta superata si ritornava alla normalità.
Abbiamo visto che non è stato così, lo ricordava Paolo. Dopo il Covid c'è stato un attimo di ripresa, ci sembrava, e poi un'infinità di emergenze non positive, e tutt'oggi ne abbiamo diverse. Oggi forse l'emergenza principale potremmo dire è la mancanza di forza lavoro, la distanza dei giovani dal nostro mondo, l'inflazione, il costo del denaro, i conflitti, l'energia. Allora, su questo voglio spendere 2 parole specifiche sul tema dell'alluvione, perché ne ho sentite tante, positiva, il tema è estremamente serio, io vengo da Senigallia, quindi so cosa vuol dire l'alluvione. Allora sottolineo 2 cose. Quando succede questo sono fondamentali 2 concetti: la velocità dell'intervento e le risorse disponibili, perché i tempi sono comunque complessi per fare questi interventi e quindi bisogna stare sul pezzo sistematicamente. Se qui, come ho ascoltato, le risorse stanno arrivando e un'ordinanza ne metterà in campo ancora entro novembre, dovrei dire vi è andata bene, perché noi abbiamo aspettato un anno per avere le prime risorse. Quindi dobbiamo insistere. La seconda questione, che deriva un pochino dal dibattito, dal mancato dibattito che c'è stato. La politica, noi, i cittadini, di fronte a queste situazioni non devono dividersi. Dobbiamo capire che rispetto a queste emergenze dobbiamo stare tutti dalla stessa parte. Dobbiamo confrontarci, dobbiamo ragionarci, dobbiamo vedere, ma tutti dalla stessa parte, perché se no l'emergenza non si risolve. Per determinate imprese, per determinati cittadini, la tempistica, la certezza di avere un ritorno, una capacità delle risorse per ripartire è fondamentale. Se passa un tempo troppo lungo, quell'attività si perde. Dobbiamo riflettere su questo. Ritornerò sulle ultime considerazioni che faceva la vicepresidente regionale per quanto riguarda la politica. Sì, c'è un limite forte che mancanza di coerenza tra quello che si dice e quello che si fa. E noi tra l'altro siamo proprio lì dentro coinvolti. Io sono su questo abbastanza, non so se amareggiato, come dico io, incazzato. E lo rilevo ancora di più da quando ricopro questo ruolo. In tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, la difficoltà di aggregare i giovani, rispondendo alle giuste osservazioni, alla proposta che ci ha fatto il professor Micelli, cioè noi abbiamo difficoltà nel far comprendere che noi siamo un segmento molto importante ma positivo del nostro Paese. Quando dico noi artigiani e piccole imprese, e lo dico in una realtà estremamente importante sotto questo punto di vista, dove il tema forse è leggermente migliore, ma rispetto al resto del Paese, questo è un tema complesso, difficile, ma che si tiene insieme. Se si ha una lettura negativa di un contesto, di un segmento, è difficile che ci sia elementi di attrattività. E su questo dobbiamo riflettere tutti, perché ci riguarda anche noi, come imprenditori, come genitori. Abbiamo fatto veramente tutto perché i nostri figli in un qualche modo potessero valutare questa prospettiva in termini positivi? La mancanza di manodopera, la mancanza di forza lavoro per il problema della denatalità. Come la risolviamo? Dobbiamo fare di tutto perché se ci sono giovani in panchina entrino in campo e dobbiamo creare le condizioni perché entrano in campo. Ma anche riuscendo in questo non è sufficiente. Dobbiamo fare in modo che su un altro tema estremamente delicato come gli immigrati non la si vede in termini ideologici. Noi ne abbiamo bisogno, dobbiamo lavorare insieme perché questo meccanismo, questo processo, queste persone che arrivano, che già ci sono, ci stiano nel rispetto delle regole, che abbiano dei rapporti di lavoro, che se possibile li formiamo. Abbiamo predisposto anche un progetto in questo senso per formarle nei loro paesi e perché poi arrivino qua e siano inserite in aziende che hanno fatto quella richiesta. Cioè questi temi bisogna affrontarli con buon senso se vogliamo dare un contributo positivo al nostro Paese. Io quando rivendico in modo forte il ruolo della piccola impresa non ce l'ho certo con la grande impresa, che come ci ha detto il professore è molto attenta
al ruolo e alla funzione della piccola impresa, ma bisogna vedere se sempre in una logica di filiera positiva o in una certa sudditanza. Il fatto vero è che della grande impresa in Italia ce n'è l'1%, dove per grande impresa parliamo da 50 in su, ma fino a 50 è il 99%. Allora concentriamoci, comprendiamo la funzione e il ruolo, diamogli un messaggio positivo, recuperiamo un rapporto, facciamo in modo che queste generazioni si rincontrino. Anche noi, come le scuole, come tutti, classe politica, dobbiamo ragionare su questa cosa. Se vogliamo effettivamente recuperare e avere spazio, possibilità, noi sappiamo quanto valgono i nostri collaboratori, senza di loro dove andiamo? Quindi c'è bisogno di un'azione costante, continuativa, perché le cose non avvengono così, vanno costruite nel tempo, come si diceva prima. Bisogna provare, cimentarsi sopra e poi arrivano i risultati. Ma noi non abbiamo tantissimo tempo. Dobbiamo correre. La legge di bilancio, oggi finalmente ci è arrivata la prima bozza. Noi di solito esprimiamo giudizi quando abbiamo il testo definitivo. Qualcosa abbiamo trovato, altro no, ci lavoreremo sopra, ma se in quella legge non ci sono risorse per fare investimenti, in un qualche modo li dobbiamo trovare. Abbiamo due opzioni fondamentali, il PNR o i fondi strutturali. Il nostro Paese ha bisogno comunque di investimenti, se no il PIL va giù, è inevitabile per le cose che dicevo prima, costo del denaro, inflazione. Ecco, questo è il quadro, ma noi siamo ottimisti per natura, se no non facciamo gli imprenditori, no? Se no sarebbero dei matti. Allora, noi siamo ottimisti, ma, e vengo al tema che si diceva in termini politici, ecco, un'altra cosa che in un qualche modo va modificata e che noi la respiriamo in questo modo, la politica deve avere visione, la politica deve fare una programmazione. La politica non deve vivere di consenso quotidiano, non ne possiamo più di questo aspetto qui. Noi abbiamo bisogno che ci siano delle scelte, delle prospettive chiare, evidenti, all'interno delle quali noi facciamo la nostra parte. Io su questo ho apprezzato il fatto che questo governo ha dei numeri consistenti, in grado di poter gestire il suo mandato pienamente. Ecco, mi aspetto che ci siano provvedimenti che abbiano un respiro di mandato, perché se noi vogliamo incidere nel nostro Paese abbiamo bisogno di un tempo medio e lungo, non che ogni giorno guardiamo in funzione della battuta di quello o quell'altro se il consenso sale o scende. Non si fa economia in questo modo e noi che siamo piccoli abbiamo bisogno di alcune certezze. Se è green, se è digitalizzazione, se è innovazione, 4.0, la sostenibilità, ma noi siamo i primi. Sappiamo perfettamente questo quanto vale. Noi viviamo nei territori dove operiamo, noi facilitiamo la coesione sociale. Quindi noi sappiamo perfettamente, ma qui ci manca un indirizzo chiaro, preciso, puntuale da chi ci governa, dalle classi dirigenti, in primis nazionale, ma anche regionale, che ci dica questa è la strada e non la cambiamo e noi via. Basterebbe citare la questione del superbonus. Quanti cazzo di provvedimenti sono stati modificati in quel corso? Come si fa a operare in termini imprenditoriali anche come cittadini per certi versi? Ecco, io richiamo questo. Ridefiniamo i bonus bene, quelli che mettiamo in campo, dobbiamo sapere che siamo in grado di sostenerli per 10 o 20 anni. Vogliamo sistemare il nostro patrimonio abitativo che ne ha bisogno? Benissimo. Lo Stato dice qual è la capacità di investimento che può mettere e noi sappiamo che c'è quello e i cittadini sanno che possono fare questa cosa qui. La sto facendo troppo lunga. Allora, questo è il presente che noi dobbiamo affrontare, che siamo pronti ad affrontare, vogliamo alcune certezze e la possibilità di essere considerati per quelli che siamo, perché noi più di altri abbiamo un effetto traino positivo all'interno del nostro Paese e dobbiamo recuperare quella sfida, quella contaminazione, quel lavoro insieme tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Quando si parla di cambiamenti profondi, altro mondo, è ovvio che sono le sfide importanti. Le sfide importanti portano sempre in sé opportunità e rischi. Sta nella nostra capacità evitare i rischi, contenerli e valorizzare al massimo quelle che sono le opportunità. Per certi versi noi lo facciamo quotidianamente. E quindi richiamo ancora il concetto del buonsenso. In questo benedetto Paese abbiamo perso il buonsenso.
che spesso e volentieri fa andare avanti le famiglie e le imprese. Usiamo il buonsenso rispetto al quadro che abbiamo davanti, sappiamo quali sono i limiti, interveniamo, sappiamo dove possiamo spingere, andiamo su quella strada lì, e su certe cose la tela non si può, se io faccio un pezzo io lo cambio a prescindere perché l'hai fatto tu. Ma che roba è, detto tra di noi? Se si ritiene che una scelta è giusta, la scelta va mantenuta, va migliorata possibilmente, ma non riazzerata per il fatto che si cambia una coalizione o chi governa quel territorio o il paese. Ecco, questo è un po' il buonsenso che io richiamo. Noi abbiamo fatto uno sforzo incredibile per farvi capire quanta distanza c'è tra la vita reale e la politica, la vita reale, l'economia, noi e la politica. Noi siamo partiti a aprile del 2022 col progetto di autoproduzione e finalmente un nostro successo, Dario in modo particolare, si è impegnato su questo perché fosse inserito nel REPowerEU e aspettiamo che nelle prossime settimane ci sia la definizione del provvedimento e si possa procedere effettivamente col credito d'imposta e permettere l'installazione dei pannelli sui tetti dei nostri capannoni. In fondo è meno difficile e meno complicato se adottiamo delle regole chiare, precise, che guardano l'interesse del Paese e dell'interesse dell'Europa. Noi siamo abituati a fare così. Qui lo fate bene da tanto tempo, voi siete una grandissima associazione che, ripeto, insieme alle altre danno forza e valore al nostro sistema complessivo. Le sfide riguardano anche noi, abbiamo messo in campo un nuovo progetto strategico, non dobbiamo avere paura delle sfide, dobbiamo attrezzarci e ricordo sempre che noi dobbiamo essere utili al nostro mondo di riferimento. Per essere utili al nostro mondo di riferimento dobbiamo essere un pochino più avanti del nostro mondo di riferimento. Questa è la nostra sfida. Grazie e viva la CNA. Grazie, allora ci stiamo avviando verso la fine della parte dell'assemblea pubblica e allora quella relativa alla parte delle premiazioni, del premio del Patto per il lavoro e per il clima, con cui verranno consegnati riconoscimenti a 10 aziende. Allora, quest'anno CNA vuole premiare le imprenditrici e gli imprenditori più giovani associati alle 10 CNA territoriali, ragazze e ragazzi che grazie alle loro idee di successo si sono distinti nel proprio territorio e hanno voluto mettersi a servizio della loro comunità. Quindi invito al centro del palco il presidente Paolo Cavini, il segretario regionale Diego Benatti, il segretario generale Otello Gregorini, saranno loro a consegnare il premio. Allora voi state qui al centro, intanto io mi metto un po' lateralmente perché cominciamo subito a chiamare qui sul palco Matteo Bonetti, attività con sede a Piacenza, ritira il premio Matteo Bonetti accompagnato dal direttore CNA Piacenza Enrica Gambazza, dal presidente Giovanni Rivaroli. Matteo ha solo 21 anni, è diplomato in ambito tecnico, ha iniziato il lavoro come dipendente in un'azienda del settore impiantisti. Quando ha avuto notizia dal padre che un taxista avrebbe voluto cedere l'attività, non ci ha pensato 2 volte, ha deciso di cogliere l'occasione per avviare la sua attività. Consegna il premio presidente di CNA Emilia Romagna, Paolo Cavini, che l'ha già consegnato, adesso è tempo della foto. Grazie, complimenti. Andiamo avanti con Maga Data Entry and System Service, attività con sede a Parma. Ritira il premio Gaia Marchetto, accompagnata dal direttore di CNA Parma Andrea Allodi e dal presidente Paolo Giuffredi. Consegna il premio segretario di CNA Emilia Romagna Diego Benatti.
Allora, Gaia Marchetto, dopo il diploma in sistemi informativi aziendali, invece di scegliere la più facile strada del lavoro dipendente, ha scelto di puntare sull'apertura di una propria attività di data entry e di data analysis per le aziende. Gaia ritiene importante offrire un servizio flessibile e di qualità ed oggi si muove tra l'Appennino parmense e Milano per assistere le imprese e clienti. Ha le idee molto chiare su quale potrà essere lo sviluppo della sua impresa e le facciamo quindi migliori auguri per gli obiettivi che riuscirà a raggiungere. Grazie, andiamo avanti col prossimo premiato, OHC SNC, attività con sede a Reggio Emilia. Ritirano il premio Daniele Azzaloni e Federico Cardelli, accompagnati dal direttore di CNA Reggio Emilia Azio Sezzi, dal presidente Giorgio Lugli. Consegna il premio segretario generale di CNA Otello Gregorini. OHC SNC specializzata nel noleggio di attrezzature con e senza operatore per una vasta gamma di eventi, tra cui spettacoli, feste, sagre, matrimoni ed altre aggregazioni sociali. L'azienda è condotta da un team di giovani appassionati che vogliono offrire servizi di alta qualità nel settore dell'event management. Grazie. Andiamo avanti con il prossimo premiato, è AP SRL Unipersonale, attività con sede a Modena. Ritira il premio Marco Vincenzo Picardi, accompagnato dal segretario di CNA Modena, Francesco Staggi, dal presidente Claudio Medici, dalla vicepresidente Tamara Gualandi. Marco Vincenzo Picardi è nato a Modena nel 2008, titolare della PSRL Unipersonale, società artigiana attiva nell'edilizia con 3 dipendenti. L'azienda è stata costituita da Marco nel dicembre 2022. Figlio d'arte, anche il papà ha un'impresa edile, Marco porta avanti accanto all'attività professionale anche lo studio per ottenere la qualifica di geometra. Ha consegnato il premio presidente Paolo Cavini. Il prossimo, grazie, congratulazioni. Il prossimo premiato è DEM Costruzioni, attività con sede a Bologna. Ritira il premio David Marian Miulca, accompagnato dal direttore CNA Bologna Claudio Pazzaglia, insieme ai vicepresidenti regionali Ivano Olgiati e Benedetta Rasponi. David Marian è nato nel 2003, giovanissimo anche lui, e dopo gli studi in chimica ha iniziato un percorso professionale in un'azienda cosmetica che è terminato la scorsa settimana, il 18 ottobre, per la decisione di dedicarsi completamente alla sua attività edilizia. Grazie al padre, che ha una 20ennale esperienza nel settore, ha potuto apprendere le basi, le conoscenze necessarie per gestire un'impresa. Per questo ora ha scelto di dedicarsi al suo progetto più ambizioso, dare vita ad un impianto di biometano. Congratulazioni, grazie. Prossimo premiato è Procter SRL, attività con sede a Imola. Ritira il premio Riccardo Plazzi, accompagnato dal direttore di CNA Imola Ornella Bova e dal presidente Luca Palladino. Consegna il premio segretario generale di CNA Otello Gregorini. L'azienda, fondata nel 1996, produce e fornisce materiale e macchinari per l'imballaggio. Da 10 anni alla guida dell'impresa è Riccardo, giovane imprenditore che ha continuato l'attività del padre Corrado insieme alla madre Antonella e il collaboratore socio di sempre Lorenzo. L'azienda a Castelguelfo ha visto aumentare le persone impiegate, passando da 7 nel 2013 alle 13 ad oggi impegnate nella produzione. Complimenti. Prossimo premiato è AIM Gluten Free, attività con sede a Ferrara. Ritira il premio Asia Saitta, accompagnata dal direttore di CNA Ferrara Matteo Carion e dal presidente Davide Bellotti. A consegnare il premio presidente di CNA Emilia Romagna Paolo Cavini.
L'azienda, costituita nel 2023, produce e commercializza prodotti alimentari gluten free. Nasce dalla convinzione di Asia che la celiachia non debba più essere fonte di discriminazione a tavola. Stare seduti a tavola è un piacere, è motivo di condivisione e di socializzazione. Per permettere la consumazione di un pasto fuori casa anche alle persone celiache, AIM fornisce ai ristoratori una linea di pasti pronti, preparati nel rispetto della non contaminazione. Complimenti. E adesso è la volta di Mifido SRL, attività con sede a Ravenna. Ritira il premio Filippo Rinaldi, accompagnato dal direttore di CNA Ravenna Massimo Mazzavillani e dal presidente Matteo Leoni. Consegna il premio il segretario di CNA Emilia Romagna Diego Benatti. La Mifido SRL gestisce il salone di acconciatura Friendly Parrucchieri situato ad Alfonsine. Filippo, a soli 23 anni, è un esempio di come la passione, l'impegno, l'innovazione possono portare al successo imprenditoriale. La sua storia parte dalla sua famiglia e si sviluppa in un'impresa di successo e nell'insegnamento. Figlio d'arte, Filippo ha dimostrato fin da subito di avere un'innata inclinazione verso l'arte e la bellezza, delineando sempre di più il suo desiderio di seguire le orme di suo padre Domenico, un parrucchiere esperto con una carriera avviata nel 1987. Complimenti. Grazie. Andiamo avanti con la prossima azienda premiata, è BF Decor SNC, attività con sede a Forlì Cesena. Ritira il premio Leonardo Binato, accompagnato insieme a Laura Navacchia, responsabile area Est Romagna, e dal presidente Lorenzo Zanotti. Consegna il premio segretario generale di CNA Otello Gregorini. La BF Decor SNC di Binato Andrea e C nasce nel 2009 come società composta da due soci, Andrea e Marcello. Nel 2021 Marcello esce dalla società e il figlio Andrea, Leonardo, ventenne appena diplomato, decide che può essere interessante inserirsi nella società del padre, tentare dunque di approcciarsi ad un mestiere artigianale come quello del tinteggiatore. Leonardo ha colto l'occasione contribuendo all'importante compito di portare avanti un mestiere tradizionale, ipotizzando in un prossimo futuro un percorso di trasmissione di impresa. Complimenti. Grazie. E andiamo avanti con l'ultima delle imprese premiate, che è la Meluzzi Infissi di Meluzzi Gianluca e C, attività con sede a Rimini. Ritirano il premio Veronica e Samuele Meluzzi, accompagnati dal direttore di CNA Rimini Davide Ortalli e dal presidente Mirko Galeazzi. Consegna il premio presidente di CNA Emilia Romagna Paolo Cavini. Nel 1965 il maestro falegname Meluzzi Guerrino, dopo un lungo tirocinio per apprendere la migliore arte della lavorazione del legno, apre la sua bottega, dando vita alla falegnameria Meluzzi. Quel piccolo laboratorio oggi è diventato il centro Meluzzi Infissi. Sono passati oltre 5 decenni e al nonno Guerrino sono seguiti ben 2 passaggi generazionali. Esperienza e serietà sono pilastri intoccabili, tramandati di generazione in generazione e che oggi i nipoti di Guerrino, Veronica e Samuele si impegnano a portare avanti. Complimenti. Complimenti davvero a tutti questi giovani, alle loro splendide realtà. E allora adesso io saluto tutti voi, vi ringrazio per aver partecipato, invito i presenti all'aperitivo conviviale e invece i componenti dell'Assemblea di CNA Emilia Romagna rimarranno in sala per l'avvio dei lavori della parte privata. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.